Alle 3 arriva Alberto Andriola. Buon pomeriggio signori, siamo sull'altra domenica su Telepordenone per passare un'altra domenica assieme, purtroppo fino alle 5 per lui, perché già non mi sopporta più. Solo fino alle 5, buon pomeriggio a tutti e comunque le signore spengano la televisione. Tu hai detto benvenuti ai signori. Quindi tu non vuoi donne che ci seguono? No, era una cosa generale. Ah, una cosa generale. Va bene, allora buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Marco Stantini, bentornato. Buon pomeriggio a Maurizio, naturalmente a controllo camere, alla Gemma e a Enrico in regia, ai tecnici a Pordenone, a tutti i tecnici in giro per i vari campi. Eccola lì, la mia Gemmuzza col microfono in mano. Sì, eccolo lì, Eccola lì. No, noi eravamo incantati a guardare Eva, sinceramente. Ah, pensavo me. Ma a te siamo abituati ormai. Lo so, vabbè. Senti, prima che mi dimentico, posso fare subito un saluto così Sì, all'inizio? dai, sì. Perché c'è qualcuno che ha scritto, vediamo se ha il coraggio di salutarmi in diretta, e lui è Loris dell'Excel di Fiume Veneto. Ciao Loris! Ciao Io ti Loris, saluto, ciao non so, Loris, anche tu. buon pomeriggio anche a te. Non so come mai ci sta guardando, perché non mi guarda mai. È un bellissimo locale a Fiume Veneto, l'Excel. Anch'io Sai mi perché? chiedo. Perché l'altra sera ho fatto aperitivo da lui. E Ero quindi? con un'amica, è andata a finire lunghissima, sai E quindi è rimasto davanti alla televisione dall'altra sera? No, nel senso che ha detto, non so, avrò fatto casino dentro locale, per quello avrà detto se ho coraggio di salutare. Non ho idea, perché comunque ciao Loris, soprattutto ciao Viviana, che è sua moglie, una bellissima donna, che io cerco sempre di propormi come alternativa, ma non ce n'è. Sì. Niente, non funziona, niente da fare. Vabbè, pazienza. E Arriverà allora quella giusta anche per te. arriverà sono quella sicura. giusta anche per me, sì, alla residenza Zaffiro, vedevo l'altro giorno la pubblicità, o anche da Sereni Orizzonti, insomma. Ecco. Vabbè, anche a Villa Serena, però siamo a Udine. Non sapevo cos'era Villa Zaffiro, scusami. Scusa, Zaffiro cosa può essere secondo te? Che ne so, io Vabbè, non ho idea. Salutiamo magari gli amici che ci guardano da là, noi scherziamo e ridiamo, ci arriveranno un paio di querele. Bene, allora, un pomeriggio scoppiettante, come vedete ci sono un sacco di ospiti in studio, cominciamo a presentare gli ospiti. Eva. Certo. Ah, scusatemi, Eva Cristaldo con noi questo pomeriggio, non ti avevo presentato? Male, subito. Dammi una gomitata, no? Vi ho detto che non mi vuole. Vabbè, Eva Cristaldo, io farei un applauso a Eva perché, tra parentesi, a parte aver partecipato qua con noi già come ospite, aver sfilato, poi vi riproporremo quelle splendide immagini girate qualche domenica fa. Ieri sera lei ha partecipato a una serata, alla presentazione di un calendario, quello delle Udinesi, quindi ha fatto Bravissima. anche tardi, povera. Siamo passati a prenderla a casa e oggi pomeriggio qua, poi più tardi al Morenita. Non ho pranzato e questa gliela Ecco, rinfaccerò per sempre. volevo fare un appello Sì. a chi passa di qua. Ah sì, chi passasse in Viale Tricesimo vicino a Corte Smeralda, da più o meno davanti, se portate un po' da mangiare a Eva. Sì, perché ma ha fame. fermi, siccome è celiaca, prosciutto, qualcosa, ha detto Sì, che esatto. col pesce non ha Carne, pollo. io so che a lei piace molto il salame friulano, di Va questo ne benissimo sono anche sicurissimo, quello. vedi? Lo Va bene anche sapevo. il formaggio. Va bene anche il Qualunque formaggio. cosa. Benissimo. Allora, vedremo se arriva qualche amico a portarti da mangiare. Speriamo. Bene, allora dai che presentiamo gli ospiti, dai Ok, Eva. iniziamo con Edi Fabris, direttore di 3000 Sport, anche online. Buon Poi pomeriggio a passiamo tutti. a Giorgio Gorlato, ex arbitro di basket e presidente della Lions Lignano. Buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio. Passiamo a Astrid Carlos, una bellissima ragazza che è Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2014. Buon pomeriggio Astrid. Guarda che forse è più bella di te. Lo so, lo so. Poi Laura Pizzato, videomaker e grafica. Buon pomeriggio Laura, grazie di essere venuta. E passiamo a due cantanti, Sabino Dell'Aspro. Sì, detto... Ah no, il cantante, scusate, lo so. Io sono Brava Eva. Tipi, questa è chiama Baldo, sono Marta Baldo. No, ascolta, lei ha capito già tutto, Gemma è al telefono, lei ha capito già tutto, ti ha visto vicino a Bruno e quindi pensava, hai capito? Ragazzi, ti ho detto che è karma. Cioè, no, Scusami Sabino, scusami. Eva, ti perdono qualsiasi Ti cosa. ringrazio, tu sì che sei un uomo. Scusa Sabino, te l'ho già detto all'inizio, tanto il frutto proibito non te lo dà. Ecco. Però devo dire che, sai, il serpentello ha tante armi Ecco. nel suo zaino Ma e no, chissà. specifichiamo questo perché siamo in fascia poi protetta, c'è tu un sei mezzo. tifoso dell'Inter e il simbolo dell'Inter è il serpente, ma Grandi. bisogna specificare queste cose. Grandissimo, No,
battuta riciclata da ieri sera, dove la Pamela Bonesso aveva come décolleté un serpente. Figurati la battuta che è venuta fuori immediatamente, voglio dire, cioè, ecco. Poi, sai, quando ti arrabbichi sugli specchi, poi hai detto sì perché sei tifoso dell'Inter, non per altro. Andiamo avanti. Andiamo avanti, va che Comunque, meglio. Sabino Dell'Aspro è musicista, Sì, cantante, sì, showman sì. e intrattenitore. Esatto. E che più ne ha più ne metta, insomma. Io saluto gli ospiti, saluto i telespettatori dell'altra domenica, come al solito noi facciamo qua, quando siamo invitati qua, facciamo delle cose esagerate e assurde, soprattutto durante le pause pubblicitarie. Esatto. Voi non sapete cosa succede, ma un giorno scopriremo. Non indagate. Io farei una cosa, dalla prossima volta, invece che fare la trasmissione, facciamo solo la pubblicità e quello che succede dietro le telecamere. Che potrebbe essere un'idea questa. Fermi tutti perché c'è Gemma già con qualcuno in onda, credo. Sì, lo sai che siccome se lo chiamiamo per primo lo portiamo bene, Sì. ho Maurizio Mazzon che ci racconta che cosa si svolgerà oggi, che partita si svolgerà oggi, perché c'è Union Pro Fontana Fredda. E allora in diretta da Mogliano il nostro amico Maurizio, buon pomeriggio Maurizio. Buon pomeriggio e scusate, apro una parentesi, Forza Inter che parlavate dell'Inter e quindi... Non non c'è niente da ridere, chi è che ride? Io rido. Scusami, ma sei dell'Inter? No, sono dell'Inter, sono un signore dell'Inter, è diverso. Grande Mazzon! No. Eri un amico, qui si conclude l'amicizia. Sto scherzando Maurizio. Allora Maurizio, buon pomeriggio. Cominciamo con pubblicizzare. Vedi, ho la pubblicità in testa, io non me la tiro più fuori. Se ci mettete per favore la schermata della classifica della Serie D, così facciamo un ragionamento con Maurizio Mazzon, un grande amico, rappresentante per quanto ci riguarda il Fontana Fredda, una squadra che ha cominciato molto bene questo campionato. Maurizio, siete a un passo dalla zona sinistra, quindi oggi bisogna vincere, perché in questo momento siete in testa alla zona destra della classifica. Assolutamente, oggi c'è assolutamente da vincere, anche perché poi sappiamo benissimo che dalla prossima settimana la maggior parte delle squadre di questa categoria cambieranno totalmente pelle, perché andranno a fare degli acquisti che magari non sono riusciti a fare all'inizio per poter uscire dalle zone melmose della classifica. Noi possiamo farne ben pochi perché il nostro budget si sa qual è, quindi sicuramente si potrà ribaltare tutto quello che è successo fino adesso. Ma che tu sappia, allora, vediamo se dai qualche chicca di mercato in anteprima. A parte sappiamo già qualcosa che si sta muovendo dalle parti dell'Alto Vicentino e del Padova. Ci sono altre squadre che si stanno attrezzando per rinforzarsi in questo mercato di riparazione? Un po' tutte, per esempio oggi noi siamo qui a Mogliano e ci hanno comunicato che c'è combinato per un centrocampista, per un portiere e per un attaccante. Quindi vincere oggi sarebbe fondamentale, insomma, prima che li facciano giocare. Certo. C'è qualche variazione rispetto alla domenica scorsa per quanto riguarda la formazione del Fontana Fredda? Sì, rientra praticamente Alcantara e anche Ortolano e anche Nastri che era squalificato, quindi speriamo insomma di poter fare una buona gara. Mancherà ancora Malerba, speriamo per l'ultima giornata perché è in fase di recupero e quindi speriamo bene. Perfetto, Maurizio, intanto grazie. Com'è il tempo a Mogliano? Uno schifo come qua a Udine? Esatto, 4 vigina anche qua, quindi siamo nella media. Ricordi era giocare acqua secchi fino a poco fa. Va bene Maurizio, grazie, naturalmente aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14.30. Grazie a Maurizio Mazzon, Fontana Fredda per Union Pro Fontana Fredda. Bene, allora siamo in attesa dei prossimi collegamenti, ma noi proseguiamo a presentare i nostri graditissimi ospiti. Sì, ora sì arrivano le cantanti. No, perché il Mastrolino lo saltiamo. Lo saltiamo direttamente. Lo dico io però. Allora, Veronica Di Lillio, cantante. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Veronica. Marta Baldo, cantante. Buon E pomeriggio. belle donne, parentesi, che non guasta mai. Esatto. E poi un bell'uomo. Adesso passiamo a un bell'uomo, dal fascino Uomo è una parola grossa. friulano. Dai, povero. Dal fascino friulano. Dal fascino friulano. Adesso Bruno ormai io chiedo alle donne, catalogato. la nostra Eva ha detto, Bruno Del Ben, uomo dal fascino friulano. Da cosa si evince che lui è friulano? Ma dalla capigliatura, no? Hai capito? Vogliamo bene. Anche perché se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, perché è veramente un personaggio Bruno.
Sassofonista e musicista. Si è salvato in zona Cesarini, tanto per rimanere in termini calcistici. Ci mancano 2,50 euro. Vabbè, può succedere di tutto, stai attento. Va bene. Monica Venuto, Antico Caffè Bottegon. Esatto, grazie Monica di essere con noi insieme a Sonia Tam, Antico Caffè Bottegon di Salvito al Pagamento. È veramente un piacere averle qua con noi perché succederà di tutto anche con loro due. Prego Gemma. Sì, c'è il nostro indistruttibile, detto anche Superman da oggi, Fabio Campagnol in linea che ci racconterà la partita per 30° Cerlin-Spuzzane. Allora intanto da Fabio vorrei avere subito un suo bollettino clinico perché io so che tu non stai bene ma sei comunque a Manzano per seguire Manzanese Cerlin-Spuzzane. No, perché sono a 30° a seguire. Scusa, 30°, scusami. Mi sono non stavo leggendo. Anche Manzano, se vuoi. Fabio, perdonami, non stavo leggendo. Ecco. Allora, come stai intanto? Sì, sto bene, un po' di raffreddore, ma ce lo siamo curati alla friulana con un buon bicchiere di vino rosso mi sto curando. Ah, buono. Una volta Omar, il genere della friulana non è solo un buon bicchiere di vino rosso, No, ma c'è anche... alla friulana c'è anche un'aggiunta oltre al buon bicchiere di vino rosso. Omar Costantini, intervieni. Sì. Diciamo che dipende come uno la vuol curarsi la friulana. C'è anche la miele grappa, latte grappa. No, io miele grappa no personalmente, però insomma un buon taglio di bianco la mattina ci vuole, soprattutto se la sera. Lo dico perché se qualcuno come me ieri, e approfitto di salutare gli amici del Real Sella e di Aris, della Proloco di Aris, perché ieri eravamo giù a registrare Guarda che Stella, gli succede di fare una battaglia di Guadalcanal con tempi supplementari e calci di rigore a oltranza, e Maurizio ne sa qualcosa dietro la telecamera. La prima cosa, la mattina devi bere un buon bicchiere di Tokai perché così lo stomaco riprende la sua quotidianità e il motore è come avere una tigre nel motore che praticamente va via come un treno. Scusa, ma non era un collegamento per parlare di calcio? Di calcio, ma infatti stavamo parlando dei rimedi per le persone che del calcio neanche l'ombra. No, ascolta, è medicina alternativa questa. No, sono i rimedi per poter andare a vedere la partita di calcio, capito? Ecco, stavamo parlando con Fabio di quello. A te Fabio! Infatti io stavo aspettando, vi sentivo così allegri oggi. E ci stiamo recando allo stadio, sono io il press, se volete poi vi passo anche il presidente Vincenzo, quindi più tardi magari quando ci colleghiamo dal campo direttamente, perché non vorrei in macchina che magari, perché a me piace avere il presidente quando siete allo stadio, perché lì è molto carico, molto allegro. Va bene, ci sentiamo dopo, grazie. Perfetto, grazie a Fabio, grazie. E allora mi chiedo scusa agli amici sia della Manzanese, ma non avevo preso la cartellina in mano, vedi? Nonostante sono anni che faccio questo lavoro, mi dimentico della cartellina. Allora sì, effettivamente il Manzanese Vesna e il Cerlin-Spuzzane invece gioca al 30° a pochi chilometri dalla sede dalla quale noi vi stiamo trasmettendo. Gemma. Sì, continuiamo il nostro discorso alcolico, tra un po' arriverà anche Sert. Perché andiamo a Monfalcone? Sì, beh, esatto. Ovvio. Mi sembra giusto, no? C'è Robby Visentin per noi. Allora, Roberto Visentin per UFM Monfalcone San Vitese. Roberto, dacci una cura per vincere i primi malesseri della stagione. Qua si parlava di vino bianco, grappa con latte. Dalle vostre parti cosa si fa? Ma noi facciamo il rum con latte caldo di solito. Perfetto. Però va bene tutto. Ecco. Poi siamo reduci qua da una giornataccia, anzi da una serataccia ieri, perché abbiamo nel nostro rione qua di Panzano abbiamo partecipato tutti gli amici al Calicetto d'Oro 2014. Guarda, una manifestazione che si svolge una volta all'anno, di solito il primo sabato di dicembre, sì, e alla quale partecipano tutti i ragazzi del rione, così Roberto, dei cantieri, ecco. Roberto, e tu guarda che sfiga, hai dovuto per forza andarci, eh? Per forza sì. Quando tocca, sì. Faccio parte di quel rione, quindi volentieri quando è il momento come dire, festeggiamo la nostra ricorrenza. Ecco. Roberto, scusa, chi ha vinto poi alla fine il Calicetto? Allora, il Calicetto l'ha vinto Roberto Miljavac in arte Smith. Sì. Ma è importante perché c'è una classifica. Che è succeduto al mitico Buro, che è un nostro allora qua. Ecco. Conosco per sentito dire. Se per caso avrete occasione, sicuramente tu, Giovanni, potrai farlo su Facebook, vedrai le foto della giornata. Immagino che siano splendide.
Cosa? Immagino che siano splendide queste foto, soprattutto le ultime, dico, no? Il momento della premiazione. Pensa che qualcuno ha anche pensato bene di fare il bagno ieri a Grado, visto che eravamo a Grado a parlare. Ma in effetti ieri, Roby, era una bella giornata ieri, c'erano anche 20 gradi a luna, si poteva fare il bagno. Sì, ma non credo che l'acqua avesse 20 gradi, quindi... ma sai, poi si condensa, so. no? Diciamo che i temerari sono stati effettivamente due, e guarda caso uno era il vincitore dell'anno scorso e l'altro è il vincitore di quest'anno. Vabbè, vedi, quindi... due campioni, dai! Esatto. Allora, ogni tanto noi parliamo anche di calcio. In questo caso il collegamento con Roberto Visentin è per una partita molto importante, perché il Monfalcone deve confermarsi primo in classifica, ovviamente con l'obbligo di battere la Sanvitese, ma la Sanvitese arriva da un filotto mica da ridere, perché il grandissimo mister Tomei li ha messi veramente bene da 3-4 partite a questa parte. Roberto, non è facilissimo oggi pomeriggio. Assolutamente no, tra l'altro il mister domenica, siccome noi abbiamo giocato la scorsa settimana in anticipo, domenica è andato a vederli in casa contro il Cordenons, è rimasto molto impressionato dalla squadra, dal gioco, e quindi li temiamo in maniera particolare. Poi, come hai detto tu, attraverso un ottimo momento di forma, e quindi sicuramente non sarà una partita facile. No. Novità della vostra formazione, a parte... Allora, per quanto riguarda la nostra formazione, abbiamo un paio di defezioni, a cominciare da Miraglia, che è squalificato, e da Acampora, che si è infortunato in settimana, e quindi sicuramente per qualche settimana lo perdiamo. Certo. Niente, quindi abbiamo una panchina, oggi giochiamo, adesso sto vedendo proprio la formazione, con 4 fuori quota in campo, tra gli 11, e altri 5 in panchina, quindi 97, 98, 97, 98, quindi siamo una formazione particolarmente giovane. Per fortuna che dopo abbiamo i senatori che, come dire, danno un po' di esperienza alla società e alla squadra. Beh, finché avete Godeas davanti che segna come una mitragliatrice, voglio dire, siete a posto, no? Cosa dicevi, scusa Giovanni? Dicevo, finché c'è davanti un Godeas che segna come una mitragliatrice, siete a posto? Naturalmente già dall'inizio noi aspettavamo un miglior Godeas, che sta, come hai visto così nelle ultime 2 partite, ha messo l'impronta su tutte 2 le partite, con 5 gol in casa con l'Oltre, e con una doppietta e un assist a Santa Croce contro il Vesna. Ecco, è un peccato che a Campora si sia fatto male, perché penso che sia una splendida coppia lui e Godeas insieme. Diciamo che a Santa Croce sabato non ha giocato titolare a Campora, è rientrato nel secondo tempo, però nel secondo tempo effettivamente ha dato qualcosa in più che lui può dare. Infatti dallo 0-0, anche se all'ultimo minuto del primo tempo è stato espulso un giocatore del Vesna, quindi hanno giocato tutto il secondo tempo in 10, ha dato qualcosa in più, anche lui con un assist e con un'azione pericolosa sulle fasce. Benissimo, Roberto. Sicuramente è una perdita importante, però insomma, davanti siamo fortunatamente abbastanza ben messi, e quindi suppliremo con gli altri, ecco. Certo, allora intanto ti ringrazio del primo collegamento. Naturalmente linee aperte con Monfalcone e con Roberto Visentin per tutti gli aggiornamenti in tempo reale di questa importantissima partita UFM Monfalcone Sanvitese. Grazie Roberto. Roberto che è andato via perché c'è Giorgio Pignat per raccontarci della partita Tamai Mori Santo Stefano, oppure per raccontarci quello che sta bevendo, perché qui non capisco più neanche io, ha ragione Sabino. Allora adesso abbiamo sentito i rimedi a Monfalcone, no? Per i mali di stagione, certo. Rum e latte caldo. Quindi invece Giorgio Pignat, a Tamai, quando uno gli viene un po', come si dice, un po' di febbriciatta da questi mali, quali sono i rimedi naturali? Buongiorno a tutti. Buongiorno Giorgio. Da noi l'usanza è un buon grappino. Ecco, siamo a posto. Diciamo che siamo in tema. Sì, no, perché la grappa c'è dappertutto, meno che a Monfalcone là si va di rum. Ecco, abbiamo scoperto che a Monfalcone si va di rum. Allora Giorgio, partita importantissima quest'oggi per il Tamai, perché se ci fate vedere la classifica della Serie D, grandissima prestazione domenica scorsa del Tamai, e quest'oggi in caso di vittoria, insomma siete lì, sì, dobbiamo mantenere
anche per continuare il buon filotto di buoni risultati, una vittoria sarebbe ideale. Vediamo la squadra se entra con la mentalità giusta anche oggi come domenica scorsa per fare il risultato. Ecco, mi è piaciuto domenica scorsa Stefano De Agostini, il mister che io ammiro e apprezzo tantissimo, perché finalmente è stato uno di quei mister che ha detto: noi non ci nascondiamo, a parte le prime 4 che viaggiano, noi possiamo arrivare anche quarti, ma possiamo arrivare anche ottavi, cioè ce la giochiamo. Finalmente un allenatore che non dice: ah sì, siamo lì, ma giochiamo per salvarci, no Giorgio? Sì, beh, oddio, il nostro obiettivo primario è la salvezza. Sì, però cioè, non ci siamo mai nascosti per altro, ecco, diciamo, dai, che la squadra c'è, l'allenatore è più che ottimo perché sta dando degli stimoli importanti a questa squadra, a questi giovani, e quello che verrà, sì. Vediamo cosa dirà il campo. Certo. Ecco. E per quanto riguarda la formazione del Tamai, scenderà in campo come domenica scorsa o c'è qualcosa che è cambiato? No, la squadra è la solita, cioè c'è il rientro dal bianco sulla fascia sinistra e diciamo che oggi in campo verrà schierata la formazione tipo quella titolare, finalmente, dopo tanti infortuni, tra squalifiche e infortuni. Oggi la squadra titolare vedremo cosa farà, ecco, sì. Benissimo. Perfetto Giorgio, allora anche con te da Tamai, per Tamai Mori Santo Stefano, linea aperta a partire dalle 14:30 per raccontarci in diretta, speriamo, i tanti gol del Tamai come domenica scorsa, d'accordo? Grazie. Grazie, ciao Giorgio. A voi. Grazie. Scusa, volevo dirti una cosa, stiamo guardando sui monitor la trasmissione, diciamo quella meno importante, nostra concorrente, che è su Sky, e c'è Ambrosini collegato che sul terreno di San Siro che è così. Perché? Allora, l'altra domenica, voglio dire, ma quelli lì sono dei registi un po' così. A parte la tua filosofia, perché è la tua bambina l'altra domenica, cioè voi avete sentito prima, no? GP ha parlato di Godeas, mitragliatrice, cioè ogni parola che esce dalla bocca ma di non Giovanni era quello il mio intento, anche perché è un amico, è figlia della sua filosofia. E l'altra domenica è un'altra roba, ragazzi, cioè loro Sky, vabbè. No, vabbè, ma Ambrosini lì è il regista che non deve inquadrarlo, hai capito? Lì sbagliano i registi, perché se lui non ci vede, deve mettersi gli occhiali, è chiaro che presta attenzione. Ma la lucina rossa si accende e tu sei... no, ma se tu guardi là, a parte che vedi, noi le lucine rosse non le abbiamo, noi abbiamo altri luci rossi qua dentro. Sembra anche a me. No, volevo dirti, tra un po' leggeremo anche tanti messaggi che stanno arrivando, però Loris dell'Excel di Fiume Veneto ci teneva a dire che sembri più magro in televisione. Si sembra anche più intelligente e più simpatico, Loris. Sembra. Comunque... No, aspetta, perché, parentesi, stasera io avrei dovuto andare a cena da Loris. Ma? Non mi vedi. Perché? Ti ha fatto un complimento, t'ha fatto, sembri più magro. Vabbè, andiamo. Facciamo un applauso a Loris. Loris, è vero, è più magro. Bene, proseguiamo il nostro discorso alcolico con il nostro ennesimo inviato. C'è Fulvio Ferone per, non so se seguire la partita per testare i vari chioschetti. No, è Astemio, Fulvio Astemio. Non c'è più, è licenziato. Cioè non esiste. Ti giuro che da quando in qua abbiamo passi musicisti, no? Perché sappiamo che tanti musicisti che vengono ospiti qui sono astemi. Sì. Ma gli inviati no. Parliamo di altri, non di voi, sì. Allora, Fulvio Ferone, ci siamo lasciati ieri pomeriggio al Pordenone Fan Club dopo questa splendida esibizione del Pordenone anche a Bolzano, e tu ovviamente quest'oggi il nostro inviato di punta te ne vai a Sacile per Sacilese Bianco Scudati. Com'è la situazione lì? Un casino Giovanni, pazzesco. buon pomeriggio. La situazione è che c'è lo stadio gremito come non ho mai visto in vita mia a Sacile, ci saranno penso più di 1000 persone. Io sono arrivato allo stadio all'1:30 ed era già pieno, non ti dico altro. E va in scena oggi uno dei 2 big match di giornata tra la Sacilese Bianco Scudati Padova, dei 3 ex sacilesi Dionisi, Nicolini e Segatto. Il tempo è piovigina, il campo è perfetto, e le squadre devono ancora entrare in campo, mancheranno 2-3 minuti. Per il momento non ho altro da dirti, ci sentiamo più tardi. Sì, perfetto, grazie a Fulvio, naturalmente. Grazie a te e un saluto a tutti. Grazie, aggiornamenti temporali anche da Sacile, dal 25 aprile
per la partita di cartello della Serie D di quest'oggi, ovvero sia appunto Sacilese, Bianco Scudati Padova. Ma noi giochiamo anche. Cosa dici? Non guardarmi così, perché poi mi fai venire cose strane in testa. Ecco, è il nostro gioco, non altri giochi. Ma a forza di stare con lo zoppo si impara a zoppicare. Ovvio, non c'era dubbio, grazie. Scusatemi. Allora, ecco, giochiamo. Comunque, dai, giochiamo. adesso facciamo un gioco. Sì. Noi abbiamo oggi 2 partite, Milan-Udinese e Cagliari-Fiorentina. Il gioco consiste nel indovinare i risultati e chi indovina i risultati si vincerà. Sì. Madonna, 3 bottiglie di Chardonnay. Sì. Posso giocare anch'io? Certo. Ok. 3 bottiglie di Chardonnay. 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Che è un vino nero. Sì, e sono prodotti dalla cantina Tollo Etichetta Pascià. Ecco, le 2 partite quali sono? Milan-Udinese. E Cagliari-Fiorentina. E Cagliari-Fiorentina. Bene, come al solito poi io vi darò le quote perché tu devi sapere che ogni domenica mi stufo di stare qua verso le 2:30, 2:45. Buona sapersi. Prendo, me ne vado a casa, sono 5-6 minuti, faccio un servizio da casa e poi torno in studio. Ok, noi nel frattempo staremo benissimo, non ti preoccupare. Sì, vabbè, con te ovvio. Aspetta che c'è Gemma. Gemma, quando ha il telefono in mano e il microfono in mano mi fa paura. Ma è consuetudine però che la tua conduttrice dica se tu sei a casazza noi stiamo bene, rimani pure lì. Non sono l'unica. No, sei almeno la terza o la quarta che lo dice. Gemma. Io sono arrivati delle domande, Hai ragione. Il problema è che posso anche farmele, non so darmi delle risposte dopo. È quello il problema. No, il problema è che ti dai delle risposte che ti comodano e non sono mai quelle esatte. Comunque, dimmi, Gemma. Sono arrivati un po' di messaggi. Volevo salutare gli ascoltatori che ci stanno scrivendo sia per il gioco e sia quelli che vogliono insomma salutare delle persone. Allora, è arrivato questo messaggio, dice: ciao Marta, bacioni da Alessio e da Mirko. Grazie. Poi un altro messaggio, è dubbio, non so se leggerlo o no, perché dice: amore, anche se ti dicono che sembri un mastrolindo, per me sei sempre il panterone. Firmato Martina. E secondo me è un messaggio falso e tendenzioso. Gemma controlla che la vocale finale. La vocale finale. O la abbiamo avuto la stessa idea. Sì, la vocale sei sicura finale, che è Martina e non Martino? Non lo so, perché poi c'è un mio. Cos'è? È arrivato dopo il messaggio un altro messaggino con scritto mio. Mio. Sarà il secondo nome di Martina. Mio. Io. Ah no, ho capito. No, mio era quello di... cos'era? Lui è Martino fino alle 9 di sera e Martina dalle 9 in poi. Poi un altro messaggio dice: un abbraccio agli amici di TPN, Alessio Pedalò. Ciao Alessio, grazie. E aspetta che cambiamo perché poi, oltre ai messaggi c'è l'opportunità di mandarci i messaggi WhatsApp, giusto? Sì. Allora, Monica e Sonia, siete le bariste più belle di San Vito. Un bacio da Maila e Sami, viva il Bottegon. Ecco, ciao Maila, ciao Sami. Salutate Maila e Sami che perché non mi hai mai fatto conoscere Maila e Sami? Raccontami. Perché non ti vedo mai, perché non vieni mai a trovarmi alla mattina. Perché tu sei al pomeriggio, io vado al pomeriggio a San Vito. Vedi, se vieni alla mattina pomeriggio ci sono la io. mattina non si può bere, cosa devo fare? Sonia, di la verità che tu lui ti aveva promesso di farti vedere dei bei maschioni e hai detto che devi accontentarti di lui, hai capito? Perché lui pensa solo alle donne, qua è sempre pieno di belle donne, no? Scusa, sì, è vero, è vero. Abbiamo appena letto un messaggio che Martina dice che Bruno è un bellissimo uomo, un bel maschione, lo dice la Martina. Ma se l'ha scritto lui il messaggio. Attenzione, chi abbiamo in studio? Attenzione. Richarghiri friulano. È vero, è vero. È vero. No, ma indicava me. Anche perché Richard Ghiri i capelli. Cioè, Bruno, sono un lontano ricordo i capelli di Bruno. Io potrei essere Yul Brynner. Poi, mentre voi ve la ridete al Bottegon si fatica. Questa è una minchiata totale. Questo non ci crede nessuno. Questa era anche Staranno facendo la come si chiama? La gondola con Giovanni. Poi? Sì, poi ricordiamo ai nostri amici di firmarsi perché altrimenti non sappiamo chi salutare. Comunque questo messaggio mi piace molto e dice: un saluto a tutti, latte, grappa e latte, ma tanta grappa. E questo è l'unico rimedio. Aspetta, perché è l'unico rimedio. Il taglio è il rimedio per l'aperitivo. E poi c'è un altro messaggio che dice sempre dalla stessa persona. La grappa che già mezza bottiglia se l'ha fatta combinata di grappa, sì. E prosegue questo messaggio, dice: magari poi la ragazza in celeste ci sono gli smilini e un segno
Magari ragazze cosa? eccellenti sei tu, perché le altre Puntini le altre ragazze che sono vestite. Secondo me la grappa l'ha confuso, sai. Attenzione perché il colore è celeste. Per me lui stava guardando Ambrosini, l'ho visto così e mi ha dato il messaggio e non ha capito bene i colori. Comunque l'importante è che sei o tu o Eva. Io mi auguro onestamente che sia il libero dietro le mie spalle. No, ti spiego, Bruno non può essere in nero, quindi diciamo questo. Non c'entra. Allora, tra dimmi. No, tra poco niente perché Collegamento con Maurizio Mazzon. Maurizio Mazzon da Fontana Fredda, cosa succede? Anzi, da Mogliano. Da Mogliano succede che Mogliano è andato in vantaggio al secondo minuto su un calcio di rigore, un'entrata un po' maldestra di Nastri su un uomo che stava entrando in area, mezza gamba, mezza palla, e l'arbitro ha detto il calcio di rigore che Rossi ha trasformato. Ma il rigore quindi c'era, Maurizio? Sì, diciamo alla fine sì. Sì. Vabbè, alla fine sì, siamo stati un po' maldestri nel gestire questa situazione. L'importante è che adesso la squadra non subisca il contraccolpo psicologico, no? Perché... No, sicuramente speriamo di no, anche perché è un andato un po' particolare, quindi certo. Speriamo di no. Vabbè, niente Maurizio, grazie del collegamento e ci sentiamo più tardi. Ok. Grazie. Allora, primo aggiornamento, pronti via, purtroppo a Mogliano Fontana Fredda va sotto con l'Union Pro per 1-0, grazie anche al nostro amico Maurizio Mazzon che ce l'ha comunicato, come avete sentito, in diretta. Gemma. Sì, c'è un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, che chiede a Omar dov'è il telefono rosso? È vero? Qua. Stesso numero. C'è. Prendi la cornetta che Omar ti aspetta. Allora, aspetta che guardo Gemma. Allora. Adesso c'era Gagliani inquadrato che mi ha dato l'ok. Allora, prima di fare la prima pausa pubblicitaria io direi che siamo in un clima allegrissimo e quindi tocca ai maestri ancora, come posso dire, tirarlo ancora più su di catena, questo clima che è veramente... Che vigliacco che sei. Ma sai che io faccio così, no? Di solito il primo pezzo lo facciamo dopo le pubblicità. E invece via subito. Io chiaramente non sarei pronto a fare il primo pezzo. E allora, visto che stiamo sorridendo e stiamo... Hai sentito cosa ha detto Eva? È il bello della diretta. È il bello della diretta. Allora, visto che ce la stiamo godendo... Richard Gere, friulano, che dice che non è pronto e non fa bella figura, Esatto. Mentre vedi che anche la pubblicità insegna che Mastro Lindo è sempre pronto. Allora, dato che siamo in questa vena scherzosa, io farei... Ti hanno vista bere una fontana che non ero io. Ti hanno vista spogliata la mattina, birichina, biricon. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ed eran botte, Dio che botte. Ti hanno vista alzare la sottana fino al pelo che avevo. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso fallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. A parte il vestito, i capelli, la pelliccia e lo stivale, aveva dei problemi anche seri e non ragionava mai. Io andrei al finale, prima di salire le scale, mi son fermato a guardare una stella. Sono molto preoccupato ed il silenzio mi ingrossava la cappella. Ho
fatto le mie scale 3 alla volta e mi son steso sul divano. Ho chiuso un poco gli occhi e con dolcezza è partita la sua mano. Steva di deva per te, steva di deva, steva di deva per te, steva di deva. Ebbene, noi abbiamo fatto questa canzone di Lucio Dalla dedicata ad Eva. Grazie. Quindi ragazzi, dopo questa canzone io direi che un po' di rum e latte me lo prendo. Abbiamo innescato? Sì, perché mi ha messo in soggezione, no? Quindi ho bisogno di inebriarmi un attimo. No, pensavo l'ultima frase della canzone ti ha messo Tutta la canzone. va bene. Quindi cosa facciamo? Quindi ci prendiamo una pausetta e ritorno fra 5 minuti dopo che avrò bevuto appunto il mio rum e latte. Anche miele hanno detto, vero? Sì, 5 minuti ti bevi tutta la bottiglia. Io me lo gusto. Ah, ho capito. E allora ci vediamo tra poco, grazie. Dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%. Dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano X. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, Antico Caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, Antico Caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi. Addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico Caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello.
Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità, i nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session, e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario, e per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Non so. Allora, lei sta arrivando con gran calma, perché ha già capito che qua quando c'è la ricreazione facciamo festino. Me la sono presa comoda. Te la sei presa comoda, cara Eva. È domenica. È domenica, esatto, è domenica. Allora, Domenica è sempre domenica. può essere. In attesa che il nostro amico si metta a suonare. Din don fa sopra il nostro Quanti tagli di bianco ha bevuto stamattina? No, scusatemi, io voglio far vedere, Maurizio, che le bottiglie sono ancora intonse. Non abbiamo bevuto ancora niente, figuratevi tra un paio d'ore come siamo Ma io messi. devo ancora smaltire quello di ieri. Ah, bene, perfetto. Ma, Certo che però dietro le quinte loro non vedono, quindi non potrebbero anche non crederci. no, ma loro credono a me, dietro le quinte non ci sono Io non bocce vedo di... più il rum però. È scomparso. Dove è finito il rum? Perché guardi? Il rum. Allora, Gemma. Ci sono degli aggiornamenti. Allora, per quanto riguarda l'eccellenza, Lumignacco oltre 1-0, e per quanto riguarda il Fontana Fredda c'è Maurizio Mazzon. E allora subito a Mogliano, Maurizio, prego. Eccolo qua, abbiamo appena pareggiato con Ortolano su un calcio di punizione laterale che tutti hanno fatto finta di intercettare e il portiere si è stato tagliato fuori, la palla si è infilata nel secondo palo. Subito dopo il Mogliano ha sbagliato l'azione per tornare in vantaggio. Siamo un po' disordinati per il momento, ecco. Beh, l'importante comunque è avere subito raggiunto il pari, no? Voglio dire, in un quarto d'ora. Sicuramente sì. Perfetto. Grazie Maurizio Mazzon. Grazie a voi. Grazie, allora ribadiamo il risultato: a Mogliano Union Pro 1, Fontana Fredda 1, in eccellenza 2 risultati cambiati, Lumignacco oltre 1-0 e a Torre l'ISM Gradisca è andato in vantaggio, quindi Torre 0, ISM Gradisca 1. Si sta giocando anche la Lega Propria per un collegamento. Prego Gemma. Sì, cambiamo sport, ma non passiamo all'alcolico, passiamo al rugby in questo caso, perché abbiamo in collegamento Martina Forgiarini per Badia Rugby Udine. E allora, dov'è Badia? So che è nel Polesine, ma dov'è Martina Badia? Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Noi siamo vicino a Rovigo, vicino a a pochi Rovigo. chilometri da Rovigo, sì. Quindi Sì, stai allora oggi siamo Stai attenta Martina lì a Rovigo, attentissima, come sempre. Perché sai che con quelli di Rovigo... No, hai ragione, bisogna stare attenti, vero? Allora, ricomincia allora, questo pomeriggio Martina la Serie A, siamo alla 7ª giornata, correggimi se sbaglio.
Esattamente, siamo alla settima giornata del campionato di Serie A, siamo alla seconda giornata del girone di ritorno. Oggi siamo a Badia, quindi fuori casa. La partita è iniziata da poco più di 10 minuti. Ricordiamo che il Badia aveva battuto tra le mura di casa per 35-17. Anche oggi si è dimostrata pronta e ben preparata, tanto che già al terzo minuto il Badia ha segnato i suoi primi 3 punti. Al 9° minuto l'Udine ha realizzato anche altri 3 punti, quindi siamo ripartiti da 0. Vediamo come va, da entrambe le parti c'è voglia di portarsi questa partita a casa. L'Udine vuole almeno confermarsi al secondo posto della classifica, il Badia è ultima solo con soli 5 punti, quindi potete capire che per entrambe le squadre c'è assolutamente voglia di vincere e di portarsi questa partita a casa. Perfetto. Martina, scusa, sono Savino. Volevo chiederti una cosa. Mi senti? Vi sento malissimo. No, è perché Giovanni non ti ha chiesto a te qual è il rimedio contro i primi stati influenzali. Siccome l'ha chiesto a tutti i maschi collegati dai vari campi, volevamo chiedere anche a te qual è il tuo rimedio, diciamo, contro i primi sintomi dell'influenza. Ma guarda, continuare ad allenarsi e giocare è uguale. Ecco. Noi ci alleniamo lo stesso. Però adesso ci racconti cosa succede nel terzo tempo del rugby, perché questo aiuto. Da una donna a quest'ora è bello ascoltarci. Raccontaci un po', ad esempio, a fine partita lì a Badia cosa combinate? Ma guarda, per me oggi è la prima volta che mi trovo al campo, allo stadio di Badia, però posso assicurarti che i terzi tempi dell'Udine sono fantastici. Si mangia, si beve dai, noi vi invitiamo, dai, facciamo così che vi invitiamo. Va bene. Possiamo postare le telecamere o non si può riprendere ciò che succede? Ma vabbè, dai, facciamo che potete portare anche le telecamere, poi a un certo punto bisogna spegnerle, però. Ecco, perché è meglio così. Perfetto, grazie Martina, aggiornamento più tardi. Birra. Ciao, grazie. Allora in Serie D cambia un altro risultato, la Fenadora va in vantaggio con l'Unione Arzignano e quindi la Fenadora 1, Unione Arzignano 0, l'altro risultato variato, come abbiamo sentito da Maurizio Mazzon. Union oggi proprio va benissimo, Union Pro Fontana Fredda 1-1. Gemma. Sì, ho i tuoi stessi problemi oggi io. Sì, no, voglio dire che ieri sera testimone lei, io non ero con Gemma perché era con Eva. ero a presentare la serata con lei. Prego. Allora, no, magari. È variato un altro risultato in eccellenza, Gemonese Zaule 1-0. Perfetto. E poi sono arrivati altri messaggi. Uno dice così: ciao, sono Mirko, Sonia è bellissima, che orari fa? Perché sarei disposto a mettere lo stipendio sul bancone. Io non capisco questo messaggio. No. Allora, Mirko, ascoltami. Mirko, Allianz, Matteo, Antonio. L'antico bottegon, lei fa il turno di mattina. Di solito lo stipendio sul bancone lo si mette dopo le 22 la sera e non all'antico caffè bottegone. A mettere lo stipendio nel senso che lo lascia lì pur di vederla. Esatto, e non spende il tuo stipendio bevendo all'antico caffè bottegone. Ok. Quindi Sonia cosa rispondi? Di mandarci la foto? No, secondo me Monica è d'accordo che ti lascia lo stipendio sul bancone. Schifo non ti fa, no? Poi c'è un altro messaggio che dice: ciao, sono Luca da Udine, volevo dire che Sonia è molto carina e attraente, vorrei sapere se sei impegnata, dove lavori o che orari fai. No, è single, lo dice la mamma, è single. Allora, visto che arrivano le bombardate su Sonia, io direi di far vedere una clip di 30 secondi, no? Che riguarda Sonia, di quando il sottoscritto è andato all'antico caffè Bottegone a fare delle riprese. E lei era convinta che mentre faccio le riprese i microfoni fossero spenti, invece i microfoni sono sempre accesi, vero Marco Stantini? Certo, io poi coi fuori onda, guarda, sono un mago coi fuori onda. Allora, se
dalla regia ci fate vedere questi un 20-30 secondi, alzando anche l'audio che si senta bene in regia, in studio, oltre agli amici a casa, perché è molto molto carino. Ecco, questa è Sonia, l'antico caffè Bottegon. Quando la riprendo lei non se ne accorge che il microfono è acceso. Prego regia. Lavora, fai finta di lavorare. Parla con niente. Che poi tutto quello che dici comunque viene preso dal microfono e poi lo mettiamo in onda, sì. Ti posso dire, sono stricto, non c'è sono disperata. Ecco, allora, brava Sonia, grazie. Dovrei più spesso far ripresa, dico che fai il Bottegon, così riempio la trasmissione. No, dicevo, quindi lo stesso numero che vedete qua in sovraimpressione lo potete usare per candidarvi al nuovo fidanzato, anche fidanzata o sei la vecchia maniera? No, fidanzato. No, bisogna specificare, siamo nel 2014, nuovo fidanzato di Sonia, quindi potete mandare SMS e WhatsApp. Cosa si vince per curiosità? 1x2 Cioè Omar dovrebbe bere più spesso secondo me, perché è ancora più simpatico del tra gli solito. spogliatoi che stiamo seguendo sull'altro monitor e lo stacco all'antico Bottegon non c'è sicuramente paragone, cioè, è come 100-1. È come fare la Milano-Sanremo senza il passo del Turchino. Bellissima, bellissima. Non so se finiamo la trasmissione. No, non penso neanch'io. Allora, è arrivato questo messaggio, dice così: ciao Joe, mi sembra che vi divertite come matti. Assolutamente tutta finzione. Un saluto a tutti, compresa me, firmato Marco Lucchini, che salutiamo. Ciao Marco, ciao. Ecco, Marco sì, ci sta guardando la Villa Serena, credo. Ah sì? Mi sembra di sì. Domenica pomeriggio va a giocare a Briscola, no? Va a suonare, va a mettere musica, è un DJ. Non suona musica. Appunto, va a Villa Serena, c'è l'aperitivo dalle 14 alle 16 a Villa Serena. Appunto, non va a giocare a Briscola, va a suonare lui. Ma in che senso finzione? Cioè... No, io ho detto che non ci divertiamo assolutamente, che è tutta no, finzione. Beh, è chiaro, era una mia battuta. È tutto scritto. Allora, un altro messaggio dice così: ancora non ho cambiato sponda e comunque vi saluta Gianni, firmato Martina. Vi saluta Gianni, firmato. Sì, questo è strana, questa non è male, Vabbè. No, ancora non ha cambiato sponda? Ma sarà un che ci autista, sta pensando. Poi un messaggio che dice così: messaggio per GP, sei più bello dal vivo che in televisione. E c'è uno smiletto che sì, più magro in TV e adesso chi è che si firma? Chi è che si firma? Aspetta, Babu di Pordenone. Babu! Ciao Marco! Grande Marco. Poi prosegue e dice così: PS, mio padre vuole fare un saluto al suo fra di Naia, signor Fabris, da Gianni Babuin. Ecco, pensa a te, ci guarda anche il tuo vecchio compagno di Naia, Edi. Incredibile. Sì, Pordenone, ciao Gianni. Di Pordenone, esatto. Ecco, consigliamo degli occhiali a questo simpatico Babu che dice che sei più bello, ma ci ha messo lo smile che si sbaccana comunque, è evidente l'ironia, eravamo no? ieri sera alle casette a Pordenone. E quindi ancora i postumi, ecco perché ti vede più bello. Ma no, sai che non abbiamo fatto niente ieri purtroppo. È stato un sabato abbastanza noioso, a parte la serata che ho presentato, è stata molto bella appunto delle Udinesi. È arrivato l'ultimo ospite che ringraziamo di essere venuto, ci dispiace che lei è arrivato in questo, però voglio dire... mi pare che insomma l'atmosfera sia gradevole. Benissimo. Buon pomeriggio Alberto Ambiola del 300 Basket. Buon pomeriggio, che sappiamo che lei è in testa alla classifica e quindi ovviamente un applauso. Grazie ovviamente a Eddie Fabris. Però Eva mi aveva assicurato, mi aveva anticipato che quando sarebbe arrivato l'ultimo ospite, che era in ritardo come al solito, no, perché era scusato, lei avrebbe salutato il nostro ospite con un bacino sulla guancia. Lei me l'ha detto lei. Se lo gradisce, perché no? Sono arrivato tardi per questo. Prego Eva, vai dal nostro amico. Gentilissimo, che era stato annunciato. Non è una mia idea, È arrivato meravigliosa, apposta. È arrivato tardi apposta. Secondo me si è messo d'accordo con Eddie. Insomma, sono anni che ci conosciamo. Esatto. Benissimo, Gemma. No, io volevo parlare un attimo con Sonia, perché dopo fuori dietro le quinte, diciamo, le farò vedere la foto. Questo Mirko che si propone ha mandato la foto, è anche carino. Non è tuo fratello, tuo cugino, tuo parente.
Quindi direi che è sistemata. Lui lascia lo stipendio sul bancone e anche un bel carino, ti lascia ragazzo. la busta paga sul bancone, cosa vuoi di tua vita? Si propone pubblicamente che è ammirevole, quindi Esatto. meglio di così. Nel frattempo pensate Vediamo che la foto prima, grazie. è là la foto, dopo che la faccio vedere. Volevo informarvi che è una notizia assolutamente da dare. Omar Costantini, che il 30 di novembre in questo studio c'è una zanzara che vola. Sì, no, ma è una zanzara della concorrenza questo. Ah, ho capito. Perché stanno prendendo tutti gli spunti di quello che poi facciamo e poi durante la settimana gli altri rifanno le stesse cose. Ho capito. Nel frattempo scendono in campo a Milano le due formazioni Milan-Udinese. È il momento di Edi Fabris che ci presenta la partita. Prego Edi. Ma oggi per l'Udinese sarà importante non farsi intimorire dal blasone, perché la classifica vede entrambe a pari punti, il Milan non vince da un mese e mezzo, quindi un'occasione buona per l'Udinese per mettere in carniere, diciamo, perlomeno un altro punto. Purtroppo, dico purtroppo, ad arbitrare la partita c'è un certo Valeri, l'arbitro di Roma, contro i quali il patron Pozzo ha lanciato parecchi strali negli ultimi campionati, che proprio lo scorso anno concesse al Milan il rigore della vittoria all'ultimo minuto di gioco, quindi ci furono polemiche incredibili anche perché il fallo era inesistente. L'Udinese gioca con la difesa a 4, una mediana a 3 e Cone che è mascherato perché è stato appena operato dalla frattura assetto nasale, insieme a Terò alle spalle di Di Natale che fa da unica punta. Il Milan invece ha un assetto più offensivo, gioca col 4-3-3 con 3 punte di talento e che intimoriscono anche al solo nome. C'è El Shaarawy con Menez punta centrale. E il Milan gioca in giallo per dovere di marketing più che di ospitalità. Perché ormai giocano tutti con queste maglie che non si capisce più niente. Vi fermo un attimo che c'è un collegamento telefonico. Sì, sai che ci tengo a lui particolarmente, il nostro Fabio Campagnoli. E allora, Fabio Campagnoli, Charlis Muzzane, vediamo cosa sta succedendo a Tricesimo. Prego Fabio. Allora, al 30esimo passa in vantaggio il Charlis Muzzane con un gran gol di Filippo Fabbro. Com'è la partita? C'è da dire che, allora, partita lenta, anche il terreno è pesante, quindi i ragazzi non possono esprimersi al meglio, tutte e due le squadre ovviamente. C'era più Charlis Muzzane in questi primi 30 minuti, però loro hanno Nardi, hanno capacità di far male, ecco, con le ripartenze. Adesso vediamo cosa succede alla fine del primo tempo e poi. Bene, quindi in questo momento dia al presidente che siete, a parte quasi salvi, siete in testa alla classifica. Dicevo, dia al presidente Zanutta che intanto siete quasi salvi, no? Con questa vittoria, ma soprattutto che siete in testa alla classifica solitari. Noi scherziamo, ma ne parlavamo prima in macchina, facevamo i conti per la nostra salvezza, eh? Non è che è una cosa buttata là. Siete geniali, siete geniali. Benissimo, Fabio, grazie, ci sentiamo più tardi. Grazie a voi. Nel frattempo è cominciata a Milano, Milan-Udinese, subito dopo do la linea a Edi di nuovo, la parola, prego Gemma. No, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che chiede il risultato del Fontana Fredda, voleva un aggiornamento. Allora, vi do tutti i risultati perché in Serie D sta succedendo di tutto. Allora, Alto Vicentino Belluno 0-1, risultato clamoroso in questo momento, il Belluno che vince in trasferta con l'Alto Vicentino. Dro Triestina 0-0, Crasso Pen Giorgione 1-0, la Fenadora Unione Arzignano 1-0, Legnago Clodiense 0-1, Montebelluna Mezzocorona e Sacilese Bianco Scudati Padova 0-0, Tamai Mori Santo Stefano 0-0 e Union Pro Fontana Fredda 1-1. Per quanto riguarda l'eccellenza siamo alla mezz'ora di queste partite, dei primi tempi. Chions Virtus Corno 0-0, Cordenon Stormezzo 0-0, Gemonese Zaule 1-0, Lumignaco Oltre 1-0, Manzanese Vesna 0-0, Torri SM Gradisca 0-1, Tricesimo Charlis Muzzane 0-1 e Monfalcone San Vitese 0-1. Ecco, questi sono i risultati al 30esimo sia della Serie D che dell'eccellenza Friuli Venezia Giulia. No, volevo contraddirti perché cosa hai detto per Monfalcone San Vitese? Era 0-0, ma se era infatti Roby Visentin ci dice che non è più così. E allora, collegamento subito con Monfalcone. Prego Roby. Ciao a tutti, siamo in vantaggio per 1-0, gol al 27esimo di Pratolino, per spinta del portiere.
Insomma, Roby, partita... sì, dimmi. No, dicevo che vi state inseguendo perché 2 minuti fa ha segnato Charlie Muzzana e subito dopo avete segnato voi. Praticamente quasi allo stesso momento, perché sono andato ad aggiornare il risultato nostro e ho visto il risultato loro. Esatto. Quindi ci marchiamo a vicenda, dai. Sì. E nel frattempo però il Vesna sta pareggiando. Sì, confermo. Sì. Bene. Grazie Roby, allora aggiornamenti a più tardi, grazie. Ci sentiamo dopo, d'accordo? Grazie a Roberto Visentin e dunque c'è questa, no, ma in eccellenza c'è questa incredibile corsa di testa. Ormai corrono fra di loro, secondo me, lo ripeto, l'ho già detto all'inizio del campionato, che il Vesna sta facendo punti più possibili per cercare di salvarsi prima, perché il Vesna onestamente non la vedo come squadra per fare il salto di categoria, però sai che poi mi insegni che l'appetito viene mangiando, no? Certo. E quando l'appetito viene mangiando e sei sicuro di essere salvo e poi anche diciamo così ingranellare risultati utili positivi, ci potrebbe scappare la sorpresa, anche se Mo Falcone e Charlie Muzzane sono comunque le due corazzate accreditate alla vittoria finale di questo campionato, massimo campionato regionale di eccellenza, no? La sorpresa ci sta ogni anno ed è frutto anche di una particolare chimica di squadra, diciamo, no? Cioè non ti aspetti un certo risultato perché i nomi nell'organico non dicono granché, poi appunto come hai detto tu si instaura questo entusiasmo che nasce dai primi risultati positivi e magari ci scappa la vittoria in campionato. Comunque si è visto già negli scontri diretti, il Vesna non a caso sabato scorso a Santa Croce ne ha presi 3 in casa dal Mo Falcone secchi. Insomma. Appunto, ha avuto un filotto iniziale positivo, poi ha avuto un'alternanza di risultati frutto anche dal fatto di essere una matricola. E oggi secondo me a Manzano può scappare la sorpresa con la vittoria del Manzanese, perché Manzanese addirittura è andato a perdere con l'3 domenica e ho sentito stamattina 2 dirigenti a Manzanese che hanno proprio il coltello in mezzo dai denti perché non vorranno dare punti ai triestini o carsolini come li vogliamo definire in questi casi. La Manzanese è una squadra molto rinnovata rispetto allo scorso anno, sempre questioni di bilancio, no? Quindi ha puntato molto su parecchi giovani del proprio vivaio e anche questo produce risultati positivi alternati a risultati imprevisti, magari negativi. Ti faccio ancora una domanda Giovanni, poi dopo ti passo la lì. Si parla di qualche rivoluzione a Manzano a fine stagione, non sembra che Taboga sia interessato a cedere, ma sai, così sono le voci di corridoio. Il mestiere di dirigenziale logora, lo posso dire personalmente perché anch'io negli anni 90 sono stato vicepresidente della Manzanese. E quindi per quanto tu faccia bene non hai mai fatto abbastanza, quindi questo produce sempre poi un logorio che ti porta ad abbandonare, quindi benemeriti sono i presidenti che vengono premiati per i 20-25 anni di militanza, mi chiedo come facciano a durare così a lungo. Ecco. Grazie Eddie, linea di nuovo a Giovanni. Ecco, nel frattempo, mentre sicuramente c'è un aggiornamento, oggi non gira la favella a me, prego Gemma. La favella? La favella, è aulico. Ci sono degli aggiornamenti, allora, Gemonese Zaule 1-1 e ci ha chiamato il nostro Fabio per dire io ho la birra in mano, quindi mi sto curando e quindi di tu che abbiamo segnato il secondo gol, quindi 13° Charlie Muzzane 0-2. Inoltre tu sai che questa è una trasmissione dove gli ascoltatori possono intervenire. Sì. Mi ha chiamato un certo Luca e c'era al telefono, non mi ha detto che cosa vuole. Vabbè, sentiamo perché ci chiama Luca. Pronto Luca, ci sei? Ci senti? Sì, buongiorno, sono Luca. Ciao Luca, da dove ci chiami? Io volevo dire, io chiamo da Udine. Sì? E volevo dire a Bruno che la smetta di negarmi al bar. Bruno, smettila perché sai che io sono geloso. Ma è Luca del messaggio dell'altra settimana. Quindi tu sei quel Luca che 2 settimane fa hai mandato il messaggio in diretta. Sì, perché dopo è venuto a cercarmi a casa, Bruno. Ma perché ti è venuto a cercare a casa, scusa? Per chiedermi scusa della figura che ci ha fatto fare in televisione. Ho capito. Quindi? Fantastico. Quindi Bruno, adesso puoi dichiararti perché basta, io sono stufo. Scusa Giovanni, mi dicono che è vero. Luca, se sei a Udine, guarda che noi siamo in Viale Tricesimo, cioè puoi venire anche in studio così. Sì, così e censurami che meglio. No, così insomma riusciamo, magari non in diretta, sì, non davanti alle telecamere, così risolvete questo qui pro quo, Luca, no?
No, ma lo aspetto come tutte le sere a casa. Ah, perfetto. Luca, grazie allora di aver partecipato, grazie. Ciao, grazie dello spazio. Ciao Luca, ciao. Bruno. Che dichiarazione d'amore. Qua l'affare si ingrossa però, Ma insomma, in famiglia che tu sappia non c'è un mio gemello, no? No. Va bene, allora, se abbiamo... No, non c'è niente da dietro dalla regia. Allora, io come al solito devo andare a Casarsa perché fino alle 16 possiamo giocare al nostro gioco Un Pardoi, quindi io adesso ti lascio insieme agli ospiti. So che li saprai intrattenere molto bene perché sei brava. Io me ne vado a Casarsa un salto, vediamo le quote delle partite di oggi. Nel frattempo, prima di andare a Casarsa, Omar, Edi, cominciato molto bene l'Udinese in questi primi minuti. Sì, comunque secondo me siamo ancora alle fasi di studio, primi 10 minuti classici, le due squadre sono partite subito a viso aperto, un'occasione per parte per l'Udinese, un'occasione per il Milan. Però in questo momento insomma no, è di più di tanto il solito classico. Definire le occasioni un po', sì, diciamo così, un po' eccessivo, no? Si sono avvicinati alla porta, usiamo questo termine. C'è stato un buon possesso palla dell'Udinese fino a 2 minuti fa. Sì, ma ai primi tempi l'Udinese gioca sempre bene, con buona personalità, poi i crolli avvengono sempre nella seconda parte della gara, quindi questo è il limite attuale di questa squadra. Della squadra, sì, l'ha tenuta nel secondo tempo. Allora io vi lascio, me ne vado a Casarsa, vado dalla Chiara, che è esattamente il tuo contrario, perché è biondissima, altissima, la carnagione chiarissima e ha gli occhi verdi, hai capito? È esattamente il contrario di te. Ti saluto, vado a Casarsa e vuoi che torno? Beh, guarda qua, io ho l'imbarazzo della scelta. La prossima volta porta anche me da Chiara però, dai. Secondo voi non c'è problema, siccome la macchina del tempo al momento è monosedile, la prossima volta devo prendere quella bisedile, no? Con 2 sedili. Le scuse. Andiamo Comunque insieme. sei fortunato per una volta, con i tacchi è alta come te, non puoi lamentarti. Ecco. Grazie Marta, sei veramente gentile. Io me ne vado allora, linea Casarsa per il gioco 1x2, vediamo le quote appunto di Milan Udinese e Cagliari Fiorentina. Vai Casarsa. Bene, io sono qua al Pascià e sto aspettando la Chiara, no, in questa giornata uggiosa. Che cosa da funziona? Siamo nella terrazza del bar Pascià qua a Casarsa e la Chiaretta si sta facendo gli affaracci suoi. Bene. No, ma perché la cuccia no, perché dovete sapere, amiche e amici, che lei ieri sera ha fatto festina. Sì? No? Prima mi hai detto dentro. No, non ho detto niente. Ti ho detto, ma come mai sei così? E tu hai insinuato. No. Raccontaci il tuo. No. Guarda che ho visto che c'è il tuo fidanzato, vado a chiederlo a lui. Davvero? Quello del rosso, hai detto. Ah sì, mi piacciono gli uomini attempati, sì. Qualche problema con me? Buon pomeriggio Chiara. Buongiorno. Oggi proprio è iniziata con discorsi filosofici fantastici. Visto il tempo. Visto il maglioncino. Tu hai già un maglioncino da Tarvisio qua, Io ho freddo. È roba da Tarvisio questa, non è roba da Casarsa. No, vabbè, va bene tutto. Facciamo un appello. Silvano, per favore, aprici un Pascià a Tarvisio, così lei può mettersi questi maglioni. No, che dopo devo andare a lavorare con la macchina. Sei mai stato a Tarvisio in macchina? Sì, direi proprio di sì. Allora, senti, no? Non è buono. Però a Tarvisio sarebbe bello. Lavorare? No. In mezzo in gremba lì. È vero, è bellissima, c'è un sacco di turismo, ci sono gli austriaci. Le austriache. Sì, c'è anche la fiera. Che fiera c'è? No, c'è una fiera, non so quando è. Mio suocero so che ogni anno mi dice: ma che a te questa fiera? No. Niente fiera? No. No. Personaggi inquietanti, vabbè. Allora, siamo qua a Casarsa, a parte per parlare dei fatti nostri, come al solito per le quote del nostro gioco, il famoso 1x2. Un pardoi. Oh, Bon. Alla furlanata. E le partite di quest'oggi quali sono, Chiara? Udite, Milan Udinese, cioè, non so se ci capiamo. E poi? Cagliari Fiorentina. Ecco. Milan Udinese. Dura,
dicono. Però, insomma, 400 partite, alla 400esima 200 gol del nostro capitano, del grande Totò. Ah sì? Sì, domenica scorsa eri qua, vedevi la partita. Ero... Stavo pensando... No, non stavo pensando, stavo pensando a lavorare, perché sennò dopo Silvano si arrabbia. Secondo me tu hai fatto una di quelle festine ieri sera. Allora, vediamo le quote di Milan-Udinese. Allora, il Milan è dato vincente. Ma va? 1,67. Dicono. Allora, l'X 3,75. Invece? A 5. Quanto? A 5. Vabbè, guarda che sia a 5 vuol dire. No, però noi confidiamo in una... Magari Stramaccioni torna a San Siro Stramaccioni, no? Gli viene voglia di... speriamo. Andiamo a vedere l'altra partita, ovvero sia Cagliari-Fiorentina. Bella questa partita, il Cagliari, Napoli ha fatto una gran partita, vero, domenica scorsa? Sì. Sì. Che è riuscito a fare cosa a Napoli? A giocare. Sì, esatto. Hanno sì, giocato soprattutto bene. a rimontare 2 gol, perdeva 2-0, Sì, ha pareggiato 2-2. sì, è chiaro. Allora vediamo Cagliari-Fiorentina. Allora, l'1-3-10, X3-50, finale 2-2-20. Queste dunque sono le quote, se volete giocare mandateci naturalmente le vostre sms con il vostro segno, simbolo, quello che volete, o 1 o X o 2, sms WhatsApp a che numero? 349, sì, no, non me lo do. No. È scritto qua sotto, lo vedete qua? Vedi che sono pressione. L'hai visto? Sì. Sto perdendo di tutto io. Sì, vabbè. Io sono mio. Ho perso. No, non allora, perso. sì, ho perso qualcosa, vedi? Ho perso. Allora, e che cosa si vince? Allora, si vincono 6 bottiglie di vino, 3 di bianco, Chardonnay e 3 di rosso, Montepulciano d'Abruzzo. Allora, domenica scorsa non ha vinto nessuno perché nessuno ha messo Udinese, cioè, Udinese, cos'era? Udinese Chievo X. Nessuno l'aveva messo, tutti avevamo messo uno. Ecco. Salutiamo, mi magari. sono ricordato il nome dell'amico che ha vinto la settimana prima. Si chiama Claudio, saluta Claudio che ha vinto le bottiglie. No, non è mio zio. Però mio zio si chiama Claudio. Ciao Claudio, grazie di aver giocato con noi. Quindi anche voi fate come Claudio, giocate al numero come sms o WhatsApp al gioco un par d'oi. Si chiude qui il collegamento con Casarsa. Vuoi salutare qualcuno? Perché? No. Gli amici di Tarvisio. No. Non ho preso nessuno. Sì, tu dove hai in vacanza a Tarvisio? Ma non vado in vacanza, cioè... Ha chiusa Forte. No, dove vai? In che località? No, chiusa Forte, Cave del Predi. Cave del Predi, dove c'è solo la tua casetta. Praticamente. No, non è mia. Però... Allora ci vediamo qua dopo le 18. Sì. No, 17, finiamo alle 17 alle 18. Perché c'è Chiara e poi chi c'è questa domenica con te? Sono con la Lucia. Con la Lucia, quindi puffo per tutti, soprattutto per tutte. Sì. Ha avuto molto successo la famosa regola, del puffo. Sì. Buonissimo l'aperitivo il puffo, soprattutto per le femminucce. L'appuntamento è per domenica prossima, naturalmente, dal Passato di Casarsa col gioco Un par d'oi. Un par d'oi, ci vediamo. Ciao ciao. Come no? Ormai siamo così. Buon ritornati all'altra domenica su Telepordenone. Buon ritornati. Hai visto? Sono già tornato anch'io. Gemma. Mi piace. Gli sono mancata. Tantissimo. Infatti, ma sai prima cosa ha detto? Io il microfono non lo metto, tanto sto appiccicato ad Eva. Esatto. Ma la scusa è buona per starti vicino, capito? Ovvio. Sì, poi ho anche freddo. Hai anche freddo? Posso accettarlo. Poi ti do la mia giacca? Gemma, dimmi. Abbiamo in collegamento il nostro Giorgio Pignatti per darci delle novità per la partita Tamai Mori Santo Stefano. Attenzione perché a Udine, intanto Giorgio, scusami, rimane un attimo in linea perché c'è il classico gol non gol. No, era gol questo. Era gol, stiamo seguendo Milan Udinese. Tutta la base, comunque la base della palla è oltre la riga bianca, questo era gol. E c'è per terra anche è stato molto bravo comunque Carnezis, come si parlava con
con Eddie, diciamo così, il momento mentre eravamo collegati con Casarsa. E comunque è stato bravo, perché anche se la palla, come onestamente, cioè io voglio capire cosa servono i giudici di porta, che infatti era proprio lì tra parentesi, cioè più era davanti al naso, se non lo vede lui. Beh, ma con tutte quelle che ha combinato Valeri, forse la famosa questa regola volta la regola della compensazione, compensazione. era gol comunque, onestamente era gol per il Milan, però ripeto, Giovanni, è stato bravo Karnezis, che comunque l'ha buttata fuori, esatto, è stato molto bravo lui. Linea Tamai, che è il Tamai, grandi notizie, prego. Tutta la palla di là. Vediamo sì, eccoci qua, con il vantaggio del Tamai su una bella azione di Pavan che mette al centro, e c'è il gol di Furlan, Federico, così continua a segnare. Il momento positivo per lui, ecco. Un buon Tamai nel primo tempo, forse troppe occasioni sbagliate, speriamo che non ci costi qualcosa, ecco. Vedremo il secondo tempo, dai. Comunque diciamo, Giorgio, una prevalenza assoluta del Tamai. Sì. Mori poca cosa, ecco, diciamo oggi, sì, certo. Anche un buon Tamai comunque, dai. Certo, perfetto. Grazie Giorgio, scusaci l'attesa, ma stavamo commentando appunto in diretta con gli amici il gol fantasma, in questo caso a danno del Milan. Ah sì, è seconda, era danno anche della Juve quella volta. Grazie a Giorgio, cioè era danno del Milan a favore della Juve. Ma cosa dice Gagliani? Adesso sto mettendomi in contatto. Ecco, sì, perfetto. Sì, ma io non voglio Berlusconi, voglio Gagliani. Sì, non so. Ma ha sbagliato il prefisso, ho chiamato Arco. Sì, volevo fare un saluto a Roberto di Monfalcone che ci manda il suo pronostico per l'1-2, sì. E poi abbiamo in linea Martina Forgiarini per aggiornarci sulla partita. E ora vediamo cosa succede a Badia Polesine, dove è in corso la gara appunto Amatori Badia contro Rugby Udine 1928. Prego Martina. Grazie, un brevissimo aggiornamento. Finito il primo tempo, 11-10 per il Badia, quindi abbiamo solo un punto che ci separa dal Badia. Cerchiamo adesso in questo secondo tempo, che riprenderà tra pochissimi minuti, di rifarci. L'Udine può fare un po' di più. Speriamo che tiri fuori l'aggressività per riuscire a portarsi a casa anche questa partita, dato che quest'anno il campionato sta andando molto bene. Perfetto, grazie Martina, ci sentiamo grazie a voi. Ci sentiamo naturalmente più tardi. Nel frattempo voglio ricapitolarvi quelli che sono i risultati della fine dei primi tempi, sia di Serie D che di eccellenza. In Serie D è successo di tutto negli ultimi minuti del primo tempo. L'Alto Vicentino ad esempio ha pareggiato col Belluno, quindi Alto Vicentino 1, Belluno 1, Dro Triestina 0-0. A Morrupino il Cras Le Pen stava vincendo, ma si è fatto sopravanzare dal Giorgione, quindi Cras Le Pen 1, Giorgione 2. La Fenadora ha raddoppiato, e quindi la Fenadora 2, Unione Arzignano 0, Legnago Clodiense 0-1, il Montebelluna va in vantaggio col Mezzocorona, e quindi Montebelluna 1, Mezzocorona 0, Sacilese Bianco Scudati Padova, l'unico risultato della Serie D sullo 0-0 alla fine del primo tempo, Tamai Mori Santo Stefano 1-0 e Union Pro Fontana Fredda 1-1. Per quanto riguarda l'eccellenza primi tempi, Cordenons Chions Virtus Corno 0-0, Cordenons Tolmezzo 0-0, Gemonese Zauli 1-1, Lumignacco Oltre 1-0, Manzanese Vesna 0-0, a Torre ISM Gradisca Torre 1-0, 13° Charlis Muzzane 1-2, UFM Monfalcone San Vitese 1-0. Per quanto riguarda la Serie A, Omar? Allora, ci sono innanzitutto 2 partite sbloccate, altra bella parata in dato del portiere, anche sì. se il pallone finiva fuori, non so se l'ha toccata adesso onestamente, comunque era in traiettoria, no, Carnezze, senza nessun problema. Allora, in schedina importante per noi, a Cagliari Fiorentina 1, Cagliari 0, a Cesena Genoa 2, Cesena 0, Empoli Atalanta e Palermo Parma sono ancora ferme sullo 0-0. Poi ricordo alle 18 il derby allo Juventus Stadium tra Juventus e Torino, alle 20:45 Roma Inter, e poi chiude il programma domani sempre alle 21 tra Sampdoria e Napoli. Ecco, voglio correggere un risultato del primo tempo, Dro Triestina 1-1 e non 0-0, me ne scuso. Ci è arrivato l'aggiornamento adesso, quindi fine del primo tempo a Dro il pareggio della Triestina, quindi Dro 1, Triestina 1. Gemma. Sì, ci colleghiamo con Fulvio Ferone per Sacilese Bianco Scudati Padova. E allora via Sacina 25 aprile, a te Fulvio. Ciao Giovanni.
Allora ha segnato la Sassilese all'ultimo minuto del primo tempo con sottovia. Incredibile. Un quarto d'ora prima aveva sbagliato un rigore, dopo il Padova ha fatto un assedio sterile, il portiere Favaro ha parato tutto e all'ultimo minuto c'è stato un tiro dal dischetto di Spagnoli sulla respinta del portiere, è arrivato sotto via e l'ha messo sotto il 7. È una partita bellissima, peccato che più vigili, però c'è una cornice di pubblico incredibile per Sassile. Comunque una bella partita. Ascolta, ma il primo tempo è equilibrato o più bianco allora, scudato? i primi 20 minuti sono stati un po' scialbi, dopo ho avuto un rigore alla Sassilese che Baggio ha sbagliato. Sì. Da lì il Padova ha premuto, ha avuto 3-4 occasioni che il portiere le ha parate tutte e all'ultimo minuto c'è stato questo tiro di Spagnoli deviato dal portiere, è arrivato sotto via e l'ha messo sotto il 7. Adesso le squadre sono negli spogliatoi. Benissimo, grazie a Fulvio Ferone. Una bella notizia dunque per tutti gli amici che ci seguono da Sacile non solo, perché insomma i biancoscudati Padova, anche se da un paio di partite non sono più in palla come a inizio campionato, è sempre uno squadrone e essere in vantaggio soprattutto con un gol di sottovia che è veramente una grandissima promessa del calcio nostrano, è una bella notizia. Prego Gemma. Per parlarci della Triestina abbiamo Antonello Gherardi. Così. Così. Sì. Ma sei a Dro? Sei andato a Dro, Antonello? No, sono comodamente seduto sulla poltrona di casa mia che vi sto guardando, tra le altre cose. E ciao, tu sai che io sono tu sai che io sono... Ciao Bruno, ciao Sabino e ciao Marta. Ciao Antonello. Allora volevo dire, tu sai che io sono estremamente tecnologico e quindi essendo estremamente tecnologico ho la radio sintonizzata su un canale triestino che racconta appunto le vicende di Dro Triestina, la TV davanti che mi permette di guardare voi e poi ho il tablet, sto seguendo Milan Udinese. Sono iper tecnologico, vorrei essere là con voi, sai che io vi amo alla follia, sì. Ma devo anche fare due considerazioni. La prima, che non è prettamente relativa alla Triestina, ma riguarda questa mania di non giocare più con le maglie ufficiali. Sto guardando che il Milan gioca con la maglia color giallo, che cos'è? Giallo. Giallo banana con le strisce verdi. Che Bruno si intende di banane per vabbè. Ma te le tiri, allora, Bruno, te le tiri. Che poi c'è sta moda, no? Poi la Juventus che gioca in trasferta con quella maglia verde, pisello, fosforescente, una roba strana. La Triestina che oggi finalmente torna a giocare con le maglie rosse. Non fare quella faccia là, Giovanni. Torna, io ti vedo. Scusa. Torna a giocare con la maglia rossa. Triestina che al 43esimo passa in vantaggio grazie a Daniele Proia e al 45esimo viene raggiunta dal Dro. Una partita, dicono, estremamente noiosa. Sì. 2 spunti per la Triestina, 2 occasioni per la Triestina e un gol, 2 occasioni per il Dro e un gol. Ma non sono tanto le vicende relative al campo quanto alle vicende societarie, Giovanni, perché questa settimana ci sono grandi novità, grandi problemi. È partita una fronda interna, 4 giocatori si sono ribellati perché non prendono lo stipendio da 2 mesi. È stato allontanato l'allenatore dei portieri per lo stesso motivo. Betz è stato messo fuori rosa e quindi non fa più parte ricordo che Betz è il capocannoniere, definirlo capocannoniere con 4 gol sui 7 segnati della formazione alla Bardata, che non fa più parte della Triestina ed è il primo di una serie di giocatori che probabilmente se ne andranno e i debiti ammontano a 600.000 euro. Ci sono 30 situazioni di protesto, che è una situazione estremamente difficile, ma la società assicura che entro giovedì inizieranno a saldare le pendenze con i vecchi tesserati e salderanno anche le 2 mensilità. Come sai, le mensilità non sono un grande problema perché uso e consumo e costume del calcio italiano pagare gli stipendi con estremo ritardo. Quello che preoccupa è che una società di Serie D abbia 600.000 euro di debiti sulle spalle, una squadra che non viene pagata e che quindi si sta in qualche modo sfaldando, ultima in classifica, e quindi la situazione, come dire, piove sul bagnato. Staremo a vedere quello che succede in settimana. Sinceramente queste campane, attenzione, Milan in avanti, no, non è successo niente. Lo dicevo, queste campane le stiamo sentendo più o meno da, se non un anno, assolutamente 8 mesi. Sembrava che col cambio societario le cose fossero migliorate, invece si viene a sapere che
il debito al momento della Triestina è esattamente quello che hanno lasciato i due Manigol di prima, no? Sì. Quindi non Sì, è cambiato i due Manigol granché. di prima, credo che nessuno ci possa querelare per questo, insomma. Ma lo possono anche fare, non grandi problemi, sinceramente, tale è di come si sono comportati a Trieste, no? Sì, certo. Va bene, Antonello, scusa, per Dimmi, Sabino, sdrammatizzare ciao. un attimino questo momento, facciamo una cosa che non si è mai fatta in televisione. Dato che so che tu sei all'antica, che non disdegni le belle donne, spero che tua moglie non sia nei paraggi. No, è lì con lui, questo è il bello, fidanzato. No, io farei un pezzettino, cioè io faccio un pezzettino di musica, so che tu hai sempre tanta voglia di lei. E io la suono e tu la canti al telefono, tipo così, guarda. No, ma viene bene, guarda. Mi dispiace di svegliarti, vai. Di svegliarti. Non ti sento, Sabino. Non ti sente. Non mi senti? No, perché non sento la musica. Ecco. La senti così? Mi dispiace, ti sveglia. Dai, ancora un pezzettino, dai! Forse un uomo? No, io un uomo sarò! Scusa, collegamento con Omar. Non mi mettete in difficoltà, Giovanni sa, io ho una santa donna che mi sopporta. Sì, santa proprio. C'è Omar, scusa Antonello. Sì, Antonello, scusa, qui ti fanno tutte le domande, si sono dimenticati infatti la domanda principale. I rimedi contro l'influenza. Ecco, a Trieste che la tua cosa usi? Guarda, io che poi ho l'influenza altalenante, no? Vado da 38,5 a 37,8 a 38,7 a 36 nel giro di meno di 24 ore. Il rimedio è uno solo, mangiare. Io mi sono mangiato alla sera una fame, avevo quasi 39 di febbre, mi sono alzato e mi sono fatto una buona minestra, sai, di quelle di orzo, bravo, e ho mangiato come un baule e la mattina mi sono svegliato sano. Senti, con un buon terrano? No, il buon terrano no, però ti posso garantire che il giorno dopo ho bevuto birra, quindi questo è il modo migliore per risolvere l'influenza. Perfetto. Adesso abbiamo chiuso il cerchio. Ecco. No, beh, appena ci sarà qualche altro collegamento che siamo dimenticati, perché stiamo raccogliendo i consigli. Per poi stileremo una classifica a fine stagione. Antonello, io grazie, sicuramente vi seguo e spero, se Sabino può cantarmi una canzone che io amo tantissimo, che è di De Gregori, e che si intitola Il bandito e il campione. Se la sai, cercherò di metterla su, dai. Vabbè. Grazie mille. Grazie Buon Antonello. pomeriggio e vi seguo, vi amo. Grazie. Ciao Antonello, ciao. Dai. Allora, nel frattempo, Edi Fabris, cosa succede a Milano? È una specie di assalto alla dirigenza del Milan nei confronti dell'Udinese, che è tutta raccolta dietro. Il Milan ha un possesso palla preponderante, e questa che abbiamo visto adesso è la prima sortita, diciamo, no? Con un tiro di Conè che è andato alto, però l'Udinese sta facendo poco e niente, non riesce a svincolarsi dalla pressione del Milan, ecco. Certo. Bene, noi siamo tardissimo, Gemma, con la nostra merendina, perché tu, anche se non devi mangiare, almeno vai a berti un altro due bicchieri di rum. Abbiamo lanciato un appello, nessuno si viene a portare da mangiare a questa Nessuno povera viene a ragazza che è portare già da mangiare a deperita. Cioè, guarda, non so se è la tua vicinanza. Allora, vedono troppo in carne, vedono me magro e lei in carne, Esatto. a posto siamo, sì. A me sembra provata, appunto. Non Io so se la secondo me fame... più in carne la vedrei. Cioè, Più in carne, anche io la vedrei più in carne, esattamente. Non esageriamo. No, ma perché tu hai vissuto in carne, allora saluta i tuoi amici della carne in friulano, in carnico anzi. Oddio, ma... Li devo salutare. Sì, ci stanno guardando alla televisione. Mandi Fruz. Ecco, Mandi Fruz. Sì, ci sono arrivati un po' di messaggi, c'è tempo Leggiamo dopo, perfetto. Andiamo, Ok. deve bere 2 bicchieri di rum, perché sennò mi sviene qua a Sì, fianco. ragazzi, scusatemi, però io non ce la faccio, ho bisogno di zuccheri. Esatto. E di soprattutto rum. E di rum. E quindi andiamo a fare Esatto. creazione. Andiamo a fare merenda. Aspetta, vediamo se ci confermi? Confermo. Confermato anche da Omar, grazie, ci vediamo tra poco. Grazie. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda.
Miotto Donna. E solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%. Dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano X. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica, Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto. Il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi. Venerdì e sabato piano bar e jam session. E l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario. E per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te.
La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano, in centro ad Azzano Decimo. Eccoci qui ritornati all'altra domenica su Telepordenone. Sì, però 2 bicchieri alla volta è tanto, adesso. Con 2 e niente da mangiare, ragazzi. Qua finirò alle 5 che mi striscio, andrò a lavorare strisciando. Che mi striscio. Allora, Edi, cosa sta succedendo a Milano? Praticamente stanno giocando sulla falsariga di prima, cioè il Milan ha il possesso palla, l'Udinese raccolta dietro, il classico calcio all'italiana in cui l'Udinese bada soprattutto a non prenderle. Karnezis ha fatto una grande parata e poi c'era quel gol che in realtà non è stato concesso al Milan, ma era gol in realtà, bisogna ammetterlo, perché il pallone era tutto al di là della linea di porta. Posso fare una domanda anche agli altri due ospiti? Si parla tanto di campioni, no? Ad esempio lei che ha arbitrato nella sua carriera fiori di giocatori, campioni con la C maiuscola, non solo professionisti ma anche uomini sul campo. Oggi come oggi, vedere ad esempio questi qui anche nel basket. Attenzione, mamma mia! Altra grande parata intanto cosa ha preso? Parlavamo di campioni e abbiamo un campione. Cosa ha preso questo? È una gran parata di Karnezis, ovviamente. Karnezis. Sul tiro di Menes era anche coperto al momento del tiro. È stato molto bravo e reattivo. Mamma mia. Mamma mia. Sì, comunque dai, prima, scusate se dai, prima poi la mettono, prego. C'è questo rischio. Prego. Ecco, questa differenza, è facile dirlo oggi, però insomma... Il discorso è questo, secondo me, in base alla mia esperienza, già da come una squadra entra in campo si capisce chi vince e chi perde. La squadra vincente ha una carica, una grinta nello sguardo, negli occhi, guardando gli avversari, che ti fa capire che quelli, anche se sono dotati di meno classe, di meno talento, comunque emergono. A me dà fastidio, io qui sono un abusivo perché si parla... Tempo, il della diretta, mi scusi, si è fulminata una lampada, benissimo. Non importa, si vede lo stesso. Stavo dicendo che questo è fondamentale, sì. L'animus pugnandi, come diceva. Manca un po' quella fame, no? Che... Ecco, qui vedo, sì, giocano, è un altro campo, è un'altra parrocchia. Perché mi permetta, se si trova davanti un tipo come Meneghin, che ho avuto la fortuna di intervistare, con un armadio da 2 metri... Volevo dire proprio, richiamare l'esempio di un Dino Meneghin, giocatore che io vorrei fossi allenatore, anche bendata come una mummia in campo, perché dà una carica a se stesso e ai compagni, che è quel quid di più, certo, che fa la differenza. Che dà la spinta anche per che dà la spinta. In questo momento serve, no? Un personaggio. Servirebbe un quello qualcosa che di più. Mentre la gente li attacca negli Appennini. Andriola invece lo vedo che parlottava per sotto mentre discutevamo. Ma non so, a me è un po' di domeniche che vedo questa squadra piuttosto spenta, insomma. Il fatto di farsi rimontare partite già vinte all'ultimo momento vuol dire che probabilmente non ha ancora nel DNA quella voglia, quella carica di squadra di provincia, no? Che è quella che ci ha fatto davvero fare il salto di qualità. Grandi giocatori dal punto di vista della qualità, ma supportati da questa grande voglia, ecco, di rivalsa della provincia rispetto alle grandi città. Velasco parla di occhi di tigre. Questi ragazzi qua mi sembra che abbiano tutto meno che occhi da tigre, neanche da felini, insomma. Sì, ecco, non dico, senza arrivare a questo, però obiettivamente arriviamo sempre dopo su ogni contrasto, il centrocampo pare inesistente. Io sento parlare, leggo insomma come qualsiasi di noi sui giornali che Stramaccioni si lamenta perché non ha le punte, ma a me pare che in questa squadra manchi completamente qualcuno che sia capace di mettere in croce
una verticalizzazione, insomma, sia di Natale che anche oggi è lì da solo, è circondato da 4 del Milan con 20-30 metri. Sperare insomma che azzecchi il gol della Sì, domenica. ma insomma l'abbiamo azzeccato penso per le 3-4 prime giornate di campionato, dopodiché dove c'è andata tanto dritta dal mio punto di vista. Poi quando bisognava cominciare a conquistare punti sulla qualità del gioco, secondo me la squadra ha fatto vedere dei limiti piuttosto evidenti. Ecco, l'anno scorso, Giovanni mi può confermare, l'anno scorso si diceva che mancava Fosforo, che non è un centrocampista dell'Udinese, ma è quello che fa, diciamo, far girare la palla e ragionare con la testa. Quest'anno purtroppo si sta ridimensionando, si sta riverificando insomma, questa situazione. Non manca quello, come ha detto giustamente il mister, che usi la testa e non solo i piedi, no? Io vorrei allacciarmi, ecco, per sfatare un po', cioè noi scherziamo, facciamo tanta ironia qui all'Alta Domenica, però devo sottolineare il concetto che ha espresso l'amico, che invece è molto profondo ed è un concetto del quale non si parla mai nei grandi studi televisivi che parlano di calcio, e devo complimentarmi per quello che lei ha appena detto, e mi viene in mente un pezzettino di un grande autore che è Francesco De Gregori, che dice ma non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ecco, per riallacciarmi a quella bellissima frase che lei ha usato e che è tipicamente nostra dell'Alta Domenica. Bene, grazie Sabino. Grazie. Sabino. Nel frattempo l'Udinese in avanti, peccato. Lei che è un musicista, vorrei dire che una delle mie più belle gratificazioni è stato un complimento di Lucio Dalla. Lucio Dalla era un appassionato di basket, sì, esatto. Era sempre in prima fila al Palasport di Bologna. Della Virtus, era sempre seduto sotto canestro. Alla fine di una partita siamo andati a mangiare nel famoso ristorante La Grada col mio grande collega Zanon. Eravamo seduti a cena, nel tavolo a fianco c'era Lucio Dalla con Alba Parietti, con tutta una compagnia di artisti eccetera. A un certo punto un Lucio Dalla che si alza dal suo tavolo, viene da noi, ci mette la mano sulle spalle. Ragazzi, vi faccio i complimenti, avete fatto una gran partita, non era una partita facile, voi siete stati molto bravi. Io cosa ho fatto? Come un ragazzino ho tirato fuori dalla sacca che ho vicino al tavolo il blocco di appunto, ho detto Dalla, per cortesia un autografo, ce l'ho ancora a casa. Grande Lucio Dalla. Grande. Io ho anche lavorato con lui e l'ho conosciuto, è una persona squisita, fantastica. Allora, si parlava di Occhi di Tigre, ieri è andata in scena, nonostante il cambio panchina, l'ennesima purtroppo rovino. Attenzione l'Udinese in avanti, niente. Chi era che ha tirato Omar? Dovrebbe Setterò, però il gioco era fermo. Gioco fermo. Dicevo che ieri è andata in scena a Bolzano la prima uscita del nuovo allenatore del Pordenone, Fabio Rossito, grande ex giocatore non solo dell'Udinese ma anche di Juve e altre squadre, nonché ex nazionale di calcio, e di Fabris. Questi Occhi di Tigre si sono visti a corrente alternata, no? Ieri, se ci mandate gli highlights per favore dalla regia di Sudtirol Pordenone, così Edi può commentare, no? Questo cambio panchina che doveva dare una scossa un po' l'ha data, ma un allenatore da un momento all'altro non può fare il miracolo. Fabio Rossito si sa che è un allenatore che dà molta grinta che aveva quando giocava, però chiaramente i limiti della squadra sono ben noti. Lui è il terzo allenatore quest'anno, se di meglio non hanno fatto i due precedenti vuol dire che è anche l'organico che non è stato creato all'altezza della situazione, di un campionato completamente diverso da quello dello scorso anno. Vorrei farti commentare, Edi, perché ieri con i tifosi si parlava, adesso c'è il replay del primo gol, tra parentesi, di un friulano, Martin, che il commentatore di Lega Pro diceva Martin, forse perché era Bolzano. All'inglese. Ecco, guarda Carreri.
Sì, purtroppo forse era coperto, però... No, sentiamo un po' indietro le immagini, facciamo rivedere il gol dalla regia, scusatemi se vi sto facendo diventare matti in regia, ma vogliamo vedere il gol. Si vede molto bene che non è coperto, Eddie, questo è il problema. Guarda dove parte il tiro, guarda la traiettoria, davanti non ha nessuno. Effettivamente, guarda, io guarda dove è lui, a livello dilettantistico ho giocato anch'io in porta, quindi so che queste situazioni che cosa significhino. È il classico tiro inaspettato, l'apparenza stupido che però ti inganna. È una prova tangibile anche Buffon, il gol che ha subito Buffon in nazionale, è un gol sotto la pancia del portiere della nazionale. Perciò il portiere ha un ruolo ingrato, puoi salvare la partita e puoi anche far perdere una partita. Questo è un infortunio del portiere. Andiamo avanti con le immagini, lasciamole scorrere magari, perché volevo anche un commento di Edi sul secondo gol che Pordenone ha subito. Nel frattempo qua siamo già nel secondo tempo come vedete e tra un po' c'è il secondo gol del Sud Tirol. Allora vedrete un'azione in cui il guardalinee alza la bandierina, 2 giocatori del Pordenone si fermano, l'arbitro non fischia, l'unico che continua a correre è stato il migliore in campo, tra parentesi ieri, è Peccarisi, e viene saltato, eccolo qua, vedete, si fermano i giocatori, alzano la mano, salta Peccarisi e tunnel sul portiere. È un altro errore che fanno i giocatori e che gli allenatori, Alberto che è allenatore di basket però può avvallare quello che dico, non fermarsi mai. L'errore fondamentale dei difensori che è stato quello di pensare ad un fischio che poi non c'è stato. E questo è un errore gravissimo, ecco, dal punto di vista psicologico più che altro. Devi continuare finché l'arbitro non ferma l'azione. Quando l'arbitro fischia, esatto. Come diceva Bosco. Però da quella posizione lì prendere gol, da quella posizione lì noi... Ma erano distratti. Quando si giocava noi si diceva il portiere deve avere un infarto per prendere gol da quella posizione lì. No, anche perché poi gli era molto vicino, lui comunque era già piegato e l'ha presa sotto le gambe, voglio dire. Ma è il classico infortunio del portiere. Due in una partita. Poi non sei in giornata. Caleri, giornate, ti ripeto, non era più in campo dalla partita col Bassano in casa, sui 3 gol 2 erano colpa sua anche in quel caso là. Probabilmente non c'è pare che si giocava di sera anche quella, no? No, era di pomeriggio. Ma comunque è sempre sotto la luce dei riflettori. No, purtroppo no. Allora, abbiamo fatto poi ieri, eravamo a vedere questa partita, noi dell'altra domenica, al Pordenone Fan Club, visto che la settimana scorsa c'è stata un po' di polemica da parte dei tifosi organizzati di Pordenone che, voglio sottolineare il fatto, contrariamente ad altri giornalisti, di cui in questo caso mi onoro non essere collega in quanto io non lo sono, avevano parlato di violenza, di cosa. Io ero allo stadio a vedere la partita sabato scorso a Pordenone, a parte 4 cori che, voglio dire, quando la squadra dopo 14 partite ha 5 punti e perde in casa con Renate 2-0 dopo 16 minuti, non vedo cosa ci stia di male, no? A criticare la squadra in maniera civile, poi con dei canti che non erano sicuramente quelli che si sentono a Crotone o a Catanzaro, giusto per darci l'idea, no? Io ho voluto andare con le telecamere a far vedere quanto violenza c'è al Pordenone Fan Club, al Caffè Nogaredo a Cordenons, proprio a un passo da Pordenone, proprio quel Pordenone Fan Club attaccato la settimana scorsa di essere violenti, facinorosi, ecco il servizio, guardate che violenza che c'è lì. Allora dal Caffè Nogaredo, Pordenone Fan Club, Cordenons Fiesclados, con il nostro inviato di punta dell'altra domenica, Fulvio Ferone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Proprio a caldo appena finita l'ennesima partita del debacle. Allora un commento così a caldo. Un po' più grinta del solito, ma squadra sempre mediocre, ma mediocre. La Cura Rossitto? Cura Rossitto, non si vede. Il primo tempo insomma non avevano giocato male. Se non ti importa non segni, non vinci le partite. Ecco, nel frattempo da dietro le telecamere vogliamo Zauli, la Iena, ricordiamo. Non credi che ci sia un problema in porta? Ma il problema è dappertutto, non importa. Insomma anche oggi. Tutta la squadra da rifare, c'è poco da fare, dai. Non ci siamo. Parliamo di oggi, cioè di domani però di oggi. Allora domani tu con l'avvocato Mazzarella a vedere Bianco Scudati Padova che vengono a Sacile. Un commento prima della partita. Sarà sicuramente una bella partita perché il Padova è una bella squadra, però anche la Sacilese gioca bene, però dopo sai che la palla è rotonda, quindi
C'è il rischio forse... C'è il rischio... Pareggio, dici. Pareggio. Pareggio a quanto lo dai? 3,50. 3,50. Grazie Fulvio, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Allora, partita appena finita, Moreno Burlina, siamo qui a Caffè Nogaredo a Cordenons, ovviamente Pordenone Fan Club. Moreno, quindi? E quindi? Facciamo vedere che c'è l'albero. Sì, l'albero per gli auguri di Natale, vi voglio bene a tutti, niente, avrei tante cose da dire, ma mi mancano proprio le parole, cioè non riesco ad esternare in questo momento nessun... Niente. A caldo niente. No, ma neanche a freddo, cioè proprio neanche a tiepido, qui proprio non c'è niente. Il primo tempo però non era stato malissimo, adesso obiettivamente. Un po' qualcosina è stato fatto, però insomma se ci si vuole salvare bisogna fare anche qualcos'altro. Qualcosa di più. Secondo tempo le prime azioni del Pordenone dopo l'80° prima non l'hanno vista. No. Non va. Sono talmente depresso che non vedo proprio. Careri, Bazzichetto, Maniero. È una bella scelta, magari se si potessero prendere i pezzi un po' di uno un po' dell'altro salterebbe fuori il super portiere. Sì, ne sei convinto? Sì, beh, qualcosa si salva, prendiamo la mano destra di uno, la gamba sinistra dell'altro. Anche oggi diciamo 1 gol e mezzo colpa di Careri. 1 gol e mezzo colpa di Careri. Metà di Capogrossi. Diciamo che un po' tutti ci hanno messo dell'oro per riuscire. Purtroppo mancano proprio le basi per alcuni giocatori, io non riesco a capire che cosa fanno lì. Non so, magari avevo sentito che all'Electrolux cercavano dei carellisti, potete guardare magari su Città Nostra che ci sono parecchi annunci di ricerca lavoro, ma anche, non so, consegnare le locandine, cose del genere. Sono anche allenati perché si va in bicicletta per consegnare le locandine. Sì, ecco, uno fa anche un po' di bicicletta e così si trova pronto per poter affrontare uno sforzo fisico. Domenica ore 14 a Pordenone al Bottecchia c'è il Monza. Bellissimo veramente, non vedo l'ora e andremo lì. Punto. E poi ci faremo gli auguri di Natale come sempre. Dopo la partita. A questo proposito, vuoi che cominciamo a fare gli auguri di Natale? Sì, tanti auguri, buon Natale a tutti. Qui abbiamo l'albero, lì abbiamo così, per il resto quest'anno va ad auguri di Natale, insomma. Speriamo che a gennaio, non so, magari arrivino dei rinforzi. Ci danno dei buonisti. No, ma arrivano sicuramente dei rinforzi. Ho sentito che dopo il 6 Gaspare, Melchiorre, Baldassarre e forse anche i cammelli, che cosa. Non lo so, staremo a vedere, insomma. Sicuramente non faranno peggio di come stiamo facendo. È un po' difficile, sì. Allora è tutto da Caffè Nogaredo, vi ricordiamo Pordenone Fan Club qui a Cordenons in via Scalvons, a un passo da Pordenone. Sì. Ma un passo è lì il confine, è lì. 50 è lì. metri. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Non mandare in onda niente. Ma in onda tutto, questo è il bello. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette. Caffè Nogaredo, ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ben ritornarti all'altra domenica. Gemma! Sì, volevo dire che l'Asinello viene qua ospite invece, insieme al Bue. Perché? Non va al Pordenone anche lui, con gli nuovi acquisti, l'Asinello e il Bue. No, guarda che quelli erano coi cammelli, erano insieme ai cammelli, no, sull'Asinello. Scusa, mi sono persa. Sì. Comunque c'è una variazione per quanto riguarda l'eccellenza, Torre ISM Gradisca 0-2 e un'altra variazione che ci racconta direttamente il nostro Robby Visintin. E allora andiamo a Monfalcone, vediamo cosa succede a Monfalcone San Vitese. Niente, volevo dirvi che abbiamo raddoppiato con Bardini al 20° del secondo tempo, bella azione di Godeas, passata Bardini che ha messo in porta. Subito dopo hanno annullato un gol, probabilmente in maniera corretta, Bardini, sempre per fuorigioco. Per il secondo tempo la San Vitese è un po'
pur giocando sempre bene, però ha un po', come dire, rallentato l'azione, ecco. Però insomma, sempre una bella partita, sempre un bel vedere oggi, si vede bel calcio oggi a Monfalcone. Molto bene, grazie Roberto, ci sentiamo più tardi. Nel frattempo, grazie a voi, a più tardi. Altri due risultati Ciao. importantissimi sono cambiati in eccellenza, ovvero sia a Cordenos, il Cordenos va in vantaggio sul mezzo per 1-0 e questo è un risultato clamoroso di cui Omar prima ci parlava, potrebbe succedere, sta succedendo, la Manzanese è in vantaggio sul Vesna, quindi Manzanese 1, Vesna 0, rimanessero così i risultati, Monfalcone e Charlis Muzzane prendono il volo perché vanno a 6 punti. Cordenos, l'importante, non perde il treno, come si dice. Cordenos, se ci fate vedere cortesemente la classifica dell'eccellenza, la possiamo controllare quando manca più o meno 25-20 minuti alla fine. Vedete, in questo momento Monfalcone e Charlis vanno a 34 e il Cordenons va a 27 e quindi ha veramente nel mirino il Vesna che ha 28 e per il Vesna campanello d'allarme, Omar, perché sarebbe la terza sconfitta consecutiva. Allora, essendo che noi, Giovanni, come tu hai sottolineato, noi qui ridiamo e scherziamo, ma ogni tanto tiriamo fuori dal cilindro anche la nostra competenza per quello che si può vantarsi di essere competenti nella materia calcio. Come ho sottolineato e lo ripeto per l'ennesima volta, il Vesna secondo me, e io l'avevo già detto all'inizio stagione, non la metto tra le favorite a vincere il campionato, secondo me stanno facendo punti, però d'altronde l'appetito viene mangiando, in questa occasione comincia a trovare delle squadre che hanno bisogno di fare punti come la Manzanese perché non può neanche scherzare più di tanto e si vede la qualità del gioco. Questa è la realtà. Sono finiti i primi tempi in Serie A, quindi se ci ridai, grazie. Allora, oltre a Milan Udinese 0-0, per i nostri amici che ci guardano da casa devono giocare, mettere 1x2. Cagliari Fiorentina, che è la nostra seconda partita in schedina, al momento vede la Fiorentina condurre per 1-0 a Cesena, Genoa 3, Cesena 0, Empoli Atalanta 0-0, Palermo Parma 1-1. Bene, penso che ci sia un collegamento, vedo la Gemma che sta architettando qualcosa. Sì, ho chiamato Fabio perché avevo voglia di sentirlo, mi ha detto che è cambiato qualcosa, così adesso ce lo racconta lui. E allora, abbiamo appena fatto i conti del Charlis Muzzane. Vediamo cosa succede esattamente, andiamo a tricesimo per tricesimo, Charlis Muzzane. Allora, 3-1 conduce il Charlis Muzzane, appena segnato Monti Luca. Allora, adesso io e te facciamo un ragionamento serio, no? Sì. Allora, se ci fate rivedere la classifica dell'eccellenza della regia, grazie, tanto tu la sai a memoria, no? In questo momento, con i risultati attuali, voi siete a 34 punti col Monfalcone, il Vesna è bloccato a 28 e il Cordenos a 27. Quindi 34. Cosa vorresti dire? Che vi mancano, primo che vi mancano 6 punti per la salvezza. Ecco. Secondo che siete a 8 punti dalla seconda. Scusami, a 6 punti dalla seconda. Non possiamo parlare di fuga però, perché sarebbe molto prematuro, eh? Beh, insomma, siamo già alla 13ª, quindi. Sì. Ma, sì. 6 punti vuol dire che voi dovreste perdere. Allora, lasciamo stare il discorso retrocessione, facciamo un discorso leggermente serio, no? Perché se andiamo a vedere la retrocessione, in questo momento. Escluso l'All 3. Escluso l'All 3, in questo momento voi avete 20. Dunque, c'è la Gemonese. Torre 8. Torre 8, Gemonese 8. Voi siete a 34, siete a 26 punti da lì, cioè, ma neanche se mettete in campo i pulcini o i giovani amici riuscite a perderle tutte, no? No, non mi sento neanch'io che sono abbastanza, non voglio essere troppo ottimista, però non mi sento di parlare di retrocessione, ma neanche di promozione, insomma, adesso intanto possiamo concludere questo girone di andata, so che siamo, se tutto rimane così saremo tra i primi, quindi non possiamo nasconderci dietro un sasso o un sassolino, dipende, ma come si è detto, insomma, noi puntiamo prima ai 40 punti, poi tutto quello che viene dopo è grasso che cola. Scalamantico. No, volevo... Senti, non è che forse... sono Costantini, Fabio. Non è che forse adesso il campionato effettivamente sta dicendo la realtà dei fatti, nel senso che, lo ripetiamo per l'ennesima volta, voi e l'UFM eravate le due corazzate che dovevano uccidere, tra parentesi, sportivamente parlando, questo campionato. Il campo sta dimostrando che quello che si era previsto alla vigilia è ufficiale, insomma, cioè siete voi due che vi giocate in questo campionato a questo punto. Allora, anche se la palla è rotonda e o palla, la dea del calcio può farci dispetti in qualsiasi istante. Tutto giusto, però io ci tengo, ma non è per scaramanzia, e lo ripeto, il nostro primo obiettivo era Coppa Italia.
In Coppa Italia siamo usciti, è del primo anno che usciamo al primo turno, quindi già per noi abbiamo bucato un obiettivo. Il secondo obiettivo era la salvezza e penso che riusciamo a salvarci. Poi tutto quello che viene dopo, la squadra è stata costruita per allevare anche giovani in seno alla società, quindi abbiamo parecchi 96-97, anche qualcuno un po' più giovane che non ha giocato ancora, ma ripeto, quest'anno non è nei progetti della società di andare su. Poi se ci troviamo lì non sarà di certo la dirigenza o la società a impartire qualche ordine. Voglio dire, va bene tutto, io so che tu andavi spesso a cena con Guidolin, che purtroppo ti ha contagiato col fatto di pensare alla salvezza, anche se avete una squadra forte eccetera. Ma è abbastanza obiettivo dire che dopo la 13ª giornata, quindi ne mancano poche per finire il girone d'andata, manca il girone di ritorno, può succedere solo un cataclisma, Fabio, ma siccome la vostra società è famosa per essere una società seria, un presidente posato, intelligente, che ci mette tutta la sua passione, dirigenti, posso dirlo, con le palle, cioè bisogna anche valutare il fatto che, vabbè, puoi anche dirmi andremo ai playoff e non riusciamo ad arrivare ai primi davanti a Monfalcone, ma la realtà delle cose è questa alla 13ª giornata. Certo, non posso smentire perché i risultati parlano così. Al prontivia 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta, adesso vediamo oggi come va a finire, ma al prontivia, ripeto, uno score così, un tabellino così, avrei firmato 12.000 carte, ma non è, lo so che volete farmi pure questa cosa, ma poi Fabio, scusa, no, volevo dire, poi tra l'altro hai sottolineato una cosa importante, riuscire anche a inserire dei giovani che comunque portano avanti il risultato uguale agli anziani, insomma, vuol dire che questa società non è lì per caso. Io voglio sempre mettere, certo, come si dice, il bastone, però dall'anno scorso abbiamo cambiato parecchi giocatori, quindi può anche esserci lì un problema, invece non si è rivelato, anzi è stato di fondamentale importanza cambiare certi giocatori e inserire nuove leve, giocatori giovani. Dopo la fine del girone di andata siamo ancora primi, allora magari posso sbilanciarmi anch'io. Manca 3 partite, voglio dire, non manca un'infinità. Sì. Adesso come adesso io ho detto la verità, cioè quelli erano gli obiettivi della società. Certo. Non so se avete avvisato Fabio che è in video collegamento. Fabio, metti le mani dietro la schiena. No, ma infatti stavo tenendo l'ombrello col mento e mi stavo... Perfetto. A dire la verità, mi avete beccato, sì. L'ombrello lo stavo Fabio, tenendo col mento. allora ti ringrazio per questo, sei sempre molto gentile, anche per questa chiacchierata riguardo alla tua grande società Ceres Muzzane. Ci sentiamo naturalmente se succede qualcosa. Grazie. Grazie a voi. Allora io voglio ricapitolare perché sta succedendo qualcosa in Serie D anche in eccellenza. Allora andiamo a darvi i risultati quando mancano più o meno 10 minuti più recupero alla fine di questa 13ª giornata sia per la Serie D Girone C che per l'eccellenza regionale. Partiamo con la Serie D: Alto Vicentino Belluno 1-1, Dro Triestina 1-1, Cras Repen Giorgione 1-2, La Fernadora Union Arzignano 2-0, Legnago Clodense 1-2, Montebelluna Mezzo Corona 1-0, Sacilese Bianco Scudati Padova 1-0, Tamai Mori Santo Stefano 1-0. No, GP, scusami, è arrivato un aggiornamento, però il nostro inviato è irraggiungibile, comunque 2-0 mi risulta. Tamai Mori? Sì. Benissimo, quindi Tamai raddoppia, grazie. Quindi Tamai Mori Santo Stefano 2-0, Union Pro Fontana Fredda 1-1, quando mancano, dicevo, 10 minuti più recupero. Andiamo in eccellenza, anche qui come dicevo 13ª giornata, Chions Virtus Corno 0-0, Cordenon Stolmezzo 1-0, Gemonese Zaule 1-1, Lumignacco Oltre 1-0, Manzanese Vesna 1-0, Torre ISM Gradisca 0-2. Abbiamo appena sentito il terzo gol di Charlis Muzzana, 13esimo, quindi 13esimo Charlis Muzzana 1-3, e UFM Monfalcone San Vitese 2-0. In Serie A sono ricominciati i secondi tempi, è successo qualcosa? Niente di che rispetto al precedente collegamento, siamo al secondo minuto di gioco, ma so che c'è la nostra amica qua che mi sta continuando a chiedere, che vuole fare un intervento anche lei su questa partita dell'Udinese. Insomma, mi dicevi prima, mentre Giovanni non ci ascoltava, quando era già partito a Casassa ed era fermo al passaggio a livello di Santa Caterina, mi hai detto, ma Omar,
Ma non vedi che non stanno facendo bene la diagonale? Perché non la stanno facendo bene la diagonale, secondo te? Non saprei. Perché secondo te non ti hanno ascoltato e la sbarra è arrivata giù prima? Può essere, no? Ma secondo te in questo secondo tempo vedi meglio l'Udinese rispetto al primo? Sì, perché si è spenta la luce là. Scusa, no. Si vede A meglio la proposito, TV. mi ha chiamato in questo momento un ex dirigente dell'Olympique Sono proprio Marseille. curiosa di vedere chi c'è di qua. Senti. Allora mi ha chiamato adesso l'ex progettista del velodrome di Marsiglia, che se abbiamo bisogno di un faro spento ce lo manda. E Cagliari ha confermato di sì. Ha detto ha detto fuori tutti. Ecco, Gemma. Sì, volevo salutare un po' di ascoltatori che ci hanno scritto. Sì, scusa, sì. Allora, uno è il nostro amico Daniel, dice: ciao GP e ciao Gemma, oggi in assenza della Sanvitese mi sto gustando il mio Milan, spero che ne faccia 2 all'Udinese. Aia. Che carino. Andiamo avanti che è meglio. Vabbè, questo. Anche lui ha i suoi gusti, voglio dire, no? Vabbè. Che friulano che sono, GP, quello che ti ho chiesto non mi è ancora pervenuto, siete grandi, immagino non arriverà neanche più dopo questa affermazione. Direi proprio di no. Ecco, poi ci sono 2 altarini che ci tengo a chiarire in questo pomeriggio, perché è arrivato questo messaggio e a me dispiace un sacco per Martina, perché scoprire certe cose in diretta non è mai bello, ma d'altronde chi di noi donne conosce bene il proprio uomo? Nessuno, perché alla fine saltano sempre fuori delle sorprese. Martina dice così: a Luca che ha appena chiamato dicendo, ovviamente è arrivato prima. Sì, vabbè. E dicendo a Bruno che lo aspetta tutte le sere, può stare tranquillo che Bruno è già impegnato con me. Firmato appunto Martina. Martina, mi dispiace. Sono solidale con te, come immagino anche tutte le donne. Poi un altro messaggio, e questo è il secondo altarino della giornata, e dice: ciao amore, allora a che ora ci vediamo? Questo è per te, GP. Adesso se vuoi rispondere in diretta o se vuoi farlo in privato sono affari tuoi. Il karma si gira. C'è un nome per caso? Elena? Vabbè, ok. No, ricordate che non fosse Luca o Stefano. Che va bene. Oddio, così mi risulta. Poi cercasi manzo per Sonia dalle tue amiche di livello, Sonia e Monica Bunis. Un altro Non sono io Monica, le sue amiche. Che le saluto. E quindi? Sì, e quindi un altro messaggio dice così: Monica, sembri arrabbiata, dai, sorridi un po' di più che sei più bella. Un bacio dai tuoi dipendenti. Ecco. Aspetta che qui no, allora, dal bottegone vorremmo far notare che c'è sempre un certo affiatamento tra Sabino e Monica e le dedica sempre una canzone stupenda. Come mai oggi non l'ho ancora fatto? Ne abbiamo fatto un pezzettino via etere la scorsa volta ed era un pezzettino, mancava solo questo che l'abbiamo tenuto per la puntata di oggi. Adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più. Tu mi rimpiangerai, bella con l'anima. Ecco, il secondo pezzettino l'abbiamo mantenuto per oggi. Allora, devo parlare un attimo, devo parlare con Enrico, perché questo programma va in replica su Video Regione dopo le 23:15. Quindi, dopo, quando abbiamo finito, ci fermiamo. Monica può spogliarsi perché nella replica la vediamo venuta dopo la mezzanotte, capito? Però solo per abbonati, Solo per abbonati. Dovete cliccare 1 o 2 in base a cosa. Se volete vedere me e Giovanni che tagliamo il salame, cliccate 2. Se volete vedere lei, cliccate 1. C'è questo messaggio che ci tenevo a leggere, dice così: mamma e sorellina, siete bellissime. Mamma, grazie di tutto, soprattutto per la vita super che mi hai dato la possibilità di vivere. Sorellina, ti amo e ti proteggerò sempre. Cioè, è un messaggio bellissimo. Bello questo. Allora, dopo questi messaggi strappalacrime, io direi che facciamo. No, questo è un messaggio di una ruffianeria impressionante. Perché... Cosa ti ha chiesto per Natale? No, perché quando io arriverò al bottegone vedrò sicuramente qualcosa che non Casino, va. chiaro. È stato lui, è stato lui, è stato lui. È tutto. Immagino che era Matteo questo che ti scriveva. Sì. Immagino bene. Quello è il mio figlio biologico. Tuo figlio biologico, perfetto. Gli altri sono tutti Matteo, come si chiama Matteo? Matteo. Matteo, scusa, abbiamo la moviola pronta, attenzione. La pellicola è appena stata
spadicolata. Allora, io direi facciamo che finiamo sta bottiglia. Decisamente sì, oramai Attenzione, abbiamo iniziato la strada una sbagliata. grande parata in questo caso del portiere del Milan. Ah no, sempre Calzeni, sono sbagliato. Probabilmente andrà al Milan il prossimo anno. Mi sa di sì. Ah, mamma mia, l'Udinese. Va bene, allora facciamo il rush finale, quindi ci fermiamo per un attimo solo e dopo tutti i risultati, tutti i finali che stanno finendo appunto le partite sia di Serie D che Eccellenza, ancora tante cose in studio con i nostri ospiti, ma soprattutto la bellissima Eva che sarà finalmente ubriaca. Decisamente sì, a questo punto sì. Ci vediamo tra poco, grazie. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%. Dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano X. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Gli
aperitivi con uno splendido buffet offerto. Il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi. Venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice. Una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario e per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Ed eccoci ancora qui all'altra domenica su Telepordenone. Bene, abbiamo finito la bottiglia di rum e allora nel frattempo apriamo la bottiglia di vino, eccolo qua. Scusa Gippi, saluto e non riesco a usare il allora intanto non riesco a usarlo. Chi vuol fare dei tre? Accendo il pallone. Allora, sta succedendo di tutto nel frattempo, prego Gemma. Sì, volevo sentire Maurizio Mazzon che adesso però è impegnato perché ha cambiato qualcosa. Cambiamo sport allora nel frattempo. Andiamo di rugby perché c'è Martina Forgerini con noi. Perfetto, allora vediamo cosa succede a Badia Polesine dove c'è appunto Amatori Badia e Udine, Rugby Udine 2014. Prego Martina. Eccomi, ciao Giovanni. Allora la partita è terminata da pochi minuti, si è conclusa con un pareggio 29-29, il che significa che l'Udine da 18 punti si porta a 21 punti, perché ha fatto 4 metri. Ricordiamo che quando una squadra segna più di 4 metri o più ha un punto di bonus, certo. Quindi l'Udine oggi si porta a casa 3 punti. La prossima domenica giocherà di nuovo fuori casa contro il Valsugana e adesso sono in compagnia dell'addetto stampa del Rugby Badia che vi dirà 2 parole riguardo alla partita di oggi. Perfetto, con Enrico Daniele. Perfetto, che avevamo già sentito alla prima andata. Allora, bentornato Enrico, di nuovo qua con noi l'altra domenica. Allora, ciao a tutti. Ciao Enrico, è difficile un pareggio nel rugby, è quasi impossibile. Beh, oddio, sì, è piuttosto poco frequente, ecco, diciamo, perché ce ne sono. Oggi abbiamo visto 2 belle squadre, la Udine è molto più attenta nelle fasi di attacco, Badia un po' sprecona, un po' troppo precipitosa. Noi avevamo bisogno almeno di non perdere per avere ancora scusami Enrico, c'è calcio di rigore. Scusami Enrico, ti interrompo perché stiamo seguendo Milan Udinese. Domizzi è anche espulso. Espulso Domizzi e rigore a favore del Milan, vero? Sì. Ecco. Enrico, in chiusura. Un placcaggio. Sì. Diciamo. Prego. Ma io dico che Udine può fare il salto, quindi può sicuramente aggiudicarsi la pool promozione. Ecco, per noi dobbiamo ancora lavorare parecchio. Un saluto a tutti gli amici di Rugby Udine e di tutta Udine. Perfetto, grazie Enrico, grazie mille e in bocca al lupo naturalmente per gli amatori Badia. Grazie. Allora entriamo in studio perché il momento è topico, siamo al 17esimo.
Edi, allora, era rigore o no? Secondo me è anche dubbio, perché Onda si è sentito toccare sulla spalla da Domizio e si è lasciato cadere. È un vizio che hanno tutti i giocatori e che... E poi soprattutto Domizio è un brutto vizio che usa sempre le mani avanti come tutti difensore. I difensori usano ma mi le pare mani. che 2 o 3 rigori a domenica li fa. Sì, però in questo caso aveva toccato la spalla dell'avversario che sentendosi toccare Onda si è lasciato cadere. L'arbitro chiaramente, come è successo anche contro il Cesena, il giocatore del Cesena ha toccato sulla spalla, si è lasciato cadere, l'arbitro ha boccato e ha concesso il rigore. Beh, secondo me questo proprio non è rigore. Scusate, però, non è Domizzi ma Danilo è espulso. E c'è anche l'espulsione. E l'Udinese sta ancora protestando, giustamente. No, Danilo ha ammonito. È un classico ormai... Mi sa che l'ha mandato a quel paese anche. No, per fortuna. Ma non si capisce chi è espulso. Il rosso a Domizio. Domizio è espulso per fallo da ultimo, da ultimo uomo. Mentre Danilo è stato ammonito per protesta. Spamaccioni sta protestando col quarto uomo, il gioco ancora fermo perché l'Udinese ancora, ecco, finalmente, tra virgolette, finalmente Menes va sul dischetto del rigore. Da Valeri ci si poteva aspettare, insomma, questa decisione. D'altra parte, comunque però non vorrei giustificare, perché magari uno si è messo appena adesso in contatto, pensa che ci sia l'errore arbitrale. L'Udinese fino adesso aspettiamo il rigore. Comunque fino adesso l'Udinese non ha fatto esattamente niente. Sul dischetto del Menes sta per partire. Speriamo ad un ennesimo miracolo di Carnesis. Sì, che ha già fatto un paio. Ne ha già parato 2 domeniche fa. Vediamo cosa succede. Ma Menes è un rigorista e sarà difficile. Gol di buoni. Udinese sotto, quindi Milan 1, Udinese 0. Siamo al 19esimo, rigore di Menes con espulsione di Domizzi. Nel frattempo succede qualcosa dove? Sì, GP, è finita la nostra partita seguita da Maurizio Mazzon per il Fontana Fredda contro l'Union Pro e ci racconta lui com'è finita. E allora non è finita bene neanche per il Fontana Fredda, vero Maurizio? Sulle barricate. No, per il Fontana Fredda purtroppo la gara è finita e abbiamo perso 2-1, abbiamo preso gol all'86esimo. Su un disimpegno gli avversari sono partiti in palla al piede dalla loro metà campo e è andato in porta uno da solo senza che nessuno fosse in grado di fare un fallo. È un errore che non fanno purtroppo neanche in terza categoria, più in terza categoria qua sicuramente lo fai. Ha aspettato un attimo, guarda. E quindi niente. È una cosa, non so, dovremmo un attimino riguardarci sulla fase difensiva perché oggi non è piaciuta assolutamente. Ho capito. Va bene, pazienza Maurizio, ti ringrazio dei collegamenti anche per quest'oggi, vi auguriamo naturalmente un buon ritorno a casa anche se dopo una sconfitta non è mai allegro tornare a casa. Grazie Maurizio! No, direi proprio di no. Grazie mille, tra poco vediamo i finali sia della Serie D e dell'eccellenza ovviamente. Allora, Alberto, in questi casi, quando manca così poco alla fine, no? Perché mancano 25 minuti per recupero, sei un uomo in meno e in più adesso esce anche il Totò di Natale. Di Natale mette dentro Pasquale, cioè non è che sta vincendo l'Udinese, sta perdendo 1-0, sei in 10 e cosa fai? Mi metti dentro Pasquale, con tutto rispetto per Pasquale, e mi togli di Natale. No, infatti un difensore al posto di un attaccante. Perché metterà proprio a punto. Alberto, tu che sei so. primo, ricordiamo, alleni là a Tarcento, no? Basket, siete primi in classifica, quindi voglio dire qualcosa ne sai di come si motiva, si carica la squadra, di come si gestiscono le risorse umane. In questo caso tu cosa faresti? Ma non so, io mi ricordo che l'era dell'Udinese è cominciata quando a Torino Zaccheroni, che era rimasto... L'espulsione di Genò dopo 2 minuti. Esatto. Vincero 3-0 continuando a giocare invece che con il 3-4-3 col 3-3-3. Sì. Quello secondo me è una trasmissione di estrema fiducia per la squadra, no? Siamo venuti qui, pazienza, siamo venuti per vincere, ci proviamo e andiamo fino in fondo. Io di calcio onestamente capisco poco, cioè capisco come tutti gli italiani che sono allenatori di calcio, quindi anch'io da buon italiano faccio l'allenatore di calcio, anche capendone poco, però onestamente mi pare che questa squadra qui non abbia quest'anno mai messo in campo proprio quella voglia, quella determinazione di andare a giocare in tutti i campi con faccia tosta, insomma, cioè, continuiamo a fare delle figure secondo me dal punto di vista del gioco davvero di bassissima consistenza. Allora poi finiamo
così come oggi, come in altre occasioni dove non ci abbiamo mai provato e perdiamo lo stesso. Io mi chiedo che senso ha quello di rinunciare a giocare, per quanto io dico che il gioco parte assolutamente da una presenza a centrocampo di qualità, cosa che questa squadra qui proprio dal mio punto di vista non ha, perché con Badu, con Allan e con Guilherme io ho idea che si riesca a costruire poco calcio, magari a contrastarne molto, però poi non ripartiamo mai, insomma. Certo, è fondamentale, perché sai che si parla sempre della percentuale, dell'importanza, attenzione, mamma mia, quasi il secondo per il Milan, con un bellissimo tiro di El Shaarawy che vuole la deviazione di Karnezis, vediamo se c'è, non si vede, no, ma non dovrebbe essere non l'ha stata. Ti chiedevo, è così influente la motivazione che durante la settimana e anche durante la partita dà la panchina ai giocatori in campo, del tipo essere più cattivi, meno cattivi nei confronti della propria squadra, più aggressivi o più compiacenti? Tu che sei un tecnico e quindi anche se lo sport è diverso, ma la fase mentale penso che sia simile tra basket e calcio, no? Sì, beh, in qualsiasi sport l'atteggiamento psicologico, la carica mentale è per certi versi ancora più pregnante, sicuro. Poi la differenza in campo la fanno i giocatori. Io sono sempre convinto che i campionati si vincano d'estate quando fai la squadra, no? Sì. Quando scegli dei giocatori che siano persone prima che giocatori, che abbiano delle connotazioni anche che possono essere utili a te, allenatore, che hai bisogno di certi giocatori per esprimere quello che tu sei, quello che no. Uno dei valori grandi degli allenatori, dei grandi allenatori, è quello proprio di avere della personalità molto forte, e non tutti i giocatori alle volte si adattano alle personalità forti degli allenatori e viceversa. Anche alcuni allenatori secondo me non riescono a gestire giocatori di un certo calibro, per cui sì, c'è questo forte valore che è proprio quanto un allenatore riesce ad assemblare una squadra per la sua personalità e quanto poi i giocatori riescono a seguirti, no? Per cui ci sono delle situazioni in cui obiettivamente ci sono delle squadre, io ricordo per esempio un campionato che ho vinto che mai avremmo pensato di attenzione, perché anche il Milan rimane in 10, doppia ammonizione per Eisen. Ecco, questa è la Rimane in 10 dimostrazione, questa è la classica dimostrazione di quando un arbitro ha capito che forse ha sbagliato, perché secondo me dire che quello era un probabile forse rigore, secondo me non era un rigore quello lì. Questo era fallo da ammonizione. Questo è fallo da ammonizione, come fa dare espulsione? braccio in faccia e poi sei tranquillamente in vantaggio con la palla al piede, tutto il tempo per fare, e sei già ammonito e giustamente si è fatto... ma questa è ripeto, è la dimostrazione che lui pensa di aver fischiato un rigore che era molto dubbio e qua compensa l'errore. Poi volevo aggiungere un'altra cosa. Partiamo dal presupposto, scusate, che non ha visto un gol del Milan. Sì, ma perché la compensazione secondo me nasce da là. Perché tanto è inutile che ci raccontiamo. Allo stadio i gol girano, le immagini girano. Ecco appunto, voglio dire, questo è andato tra il primo e il secondo tempo con i suoi collaboratori, ha visto che la palla era tanto dentro così. Ma anche dopo 2 secondi, perché a Milano, a San Siro, mandano in onda tutte le azioni. Infatti Gagliani guardava in alto proprio. Sì, quindi voglio dire, lascia stare adesso, questo ha compensato il gol che non aveva dato il primo tempo, però dava il gol il primo tempo, l'Udinese aveva tutto il tempo per cercare di recuperare, anche se come diceva Antonio non sembra questa squadra in grado di recuperare al momento. No. Sì, però tu Milan hai avuto sicuramente la gestione della palla, molte più azioni dell'Udinese, l'Udinese ha fatto poco, però nel calcio la palla va messa dentro e il Milan anche perché c'è un grande portiere non l'ha messa, parte, per cui voglio dire, se anche hai supremazia di gioco, ma un arbitro non può determinare un risultato con un rigore diciamo dubbio ed espulsione addirittura, cioè, in quel caso lì la partita la cambi completamente e non è giusto pensare, perché il Milan ha avuto una situazione di gioco
più predominante e che debba vincere per forza. Beh, ma allora in questo caso poteva anche non ammonire il giocatore del Milan, poteva fare finta di lasciare correre. Ma l'abbiamo detto prima che forse Valeri ha un'antipatia particolare nei confronti dell'Udinese, perché ogni qualvolta arbitra l'Udinese ci sono degli episodi che danneggiano. Infatti era stato un buon profeta. Comunque per la cronaca lo voglio risottolineare perché ci sta guardando da casa. Non è che l'Udinese è stata penalizzata sul campo o che l'arbitro stia fischiando a senso unico. Deve ringraziare innanzitutto il portiere, perché Carnezzi, scusate, ha già salvato 6 gol in questa partita. No, beh, non esageriamo. Ma se non sono 6, 3 li ha salvati lui. Diciamo oltre il pallone dentro che è stato bravo a tirarlo fuori. Diciamo dall'altra parte, se tu gli lasci, scusa Eddie, se dall'altra parte, perché va bene che noi siamo una TV friulana, ma non dobbiamo essere di parte personalmente, io non sono uno di parte, cioè uno dice se l'Udinese gioca male, se l'Udinese gioca bene, se l'arbitro penalizza l'Udinese, io lo dico senza nessun problema, diciamoci la verità, non puoi andare a San Siro, l'abbiamo detto, lasciando un tempo al Milan, non hai centrocampo, ti sei arroccato in difesa sperando di portare a casa uno 0-0, nemmeno ai tempi di Rocco e di Herrera si giocava in questa maniera. Perché almeno in quella volta c'erano i terzini che pestavano e mettevano i tacchetti delle scarpe ai giocatori per fermarli. Qui non c'è né grinta, né carne e né pesce. Allora, nessuno qui ha difeso, nessuno qui ha fatto il partigiano. Le verità sono due. Una è quella che hai detto tu, cioè l'Udinese è stata messa sotto dal punto di vista del possesso palla, il portiere ha fatto un paio di parate, però come diceva Sabino è anche vero che se la palla non entra tu la partita non la perdi, quindi non è detto che perché il possesso palla premia gli avversari questi non si vince ai punti nel calcio, quindi il rigore va bene, c'è stato questo si è fatto qua il secondo gol si è fatto, scusa, abbiamo chiuso le polemiche. Chiudiamo la polemica qua perché questo si è fatto 40 metri palla al piede, sembrava Alberto Tomba alla discesa di Coso, cioè come Pirilli. Non stavamo difendendo l'Udinese, stavamo analizzando come sono andate le cose. Il Milan ai punti meritava di vincere, ma se non c'era l'episodio del rigore non vinceva, cioè non sbloccava il risultato. E questo secondo gol è figlio della psicologia che poi si è innescata dopo adesso c'è un po' di nervosismo. Diciamo anche un'altra cosa, per la legge dei grandi numeri il Milan da 6 partite non vinceva. Sì. 6 partite. Arriva l'Udinese e miracola tutte le squadre. Gioca in casa e c'era poca possibilità che l'Udinese venisse fuori con un risultato positivo da Milano. Ma non per la legge dei grandi numeri, perché non ha un gioco tutto fondamentale. A questo si aggiunge che è scarsa. Io, che dopo non so cosa è successo, abbiamo parlato di altro, ma abbiamo tolto Di Natale per mettere Pasquale. Cioè io questo francamente sull'1-0 non riesco a capire questo cambio. Cioè, Pasquale per Totò Di Natale sotto di 1-0 a San Siro. Forse perché noi non ne capiamo niente di calcio. Io ho detto prima che non capisco niente di calcio, però onestamente mi sembra un azzardo proprio questo, vorrei capirlo. Ma ragazzi, io l'ho avuto a Milano, l'ho avuto a Milano in panchina, per cui lo conosco bene, e io 5-6 domeniche fa ero stato anch'io un buon profeta, parlando non molto bene del mister che siede in panchina. Ne ho viste di partite dell'Inter, poi anche questa scelta, sei sotto e togli un attaccante e metti un difensore di fascia. Allora io vi do i risultati finali sia della Serie D che dell'eccellenza. Allora partiamo con la Serie D, naturalmente 13ª giornata di campionato. Alto Vicentino Belluno 1-1, Dro Triestina 1-1, Cras Repen Giorgione 1-2, Legnago Clodiense, scusatemi, La Fenadora Union Arzignano 2-2, Legnago Clodiense 1-2, Montebelluna Mezzo Corona 2-0, Sacilese Bianco Scudati Padova 1-0, Tamai Mori Santo Stefano 3-0 e Union Pro Fontana Fredda 2-1. Finali dell'eccellenza: Chions Virtus Corno 0-0, Cordenons Tolmezzo 1-0, Gemonese Zaule 2-2, Lumignaco Oltre 1-0, Manzanese Vesna 2-0,
Torri SM Gradisca 0-2, Tricesimo Cerlis Muzzane 1-3 e UFM San Vitese UFM Monfalcone, scusatemi, San Vitese 2-0. Ricordiamo che la partita di rugby Amatori Badia Rugby Udine 1928 è finita in pareggio incredibile 29-29. Allora io direi che per stemperare un po' l'atmosfera che si è creata, tanto abbiamo ancora un quarto d'ora da parlare del disastro udinese a Milano, potremmo sentire la voce di chi secondo te? Decidi tu. Decidi tu. Allora, io non prendetela sul personale, io sono veramente curiosa di sentire la bionda. La bionda che si chiama, vediamo si chiama Monica. No, Veronica, Monica è lei. Scusami. Di solito era Valentina. No, perché prima l'ho sentita fare un pezzettino e quindi mi aveva colpita. Ecco. Se magari sentiamo lei e poi anche l'altro, giustamente. Perché Marta, vabbè, è già venuta qua, ha già cantato. Veronica la prima volta, grazie di essere venuta. Non so. Sì, due paroline su Veronica, che è una ragazza che ha fatto diverse serate con me in giro per il Friuli, si sta laureando al Conservatorio di Cuneo, e sta è abbastanza, diciamo, il suo genere musicale, quello che lei preferisce è il soul, per cui noi lo dedichiamo a queste due bellissime ragazze presenti oggi in studio, che sono proprio il risultato della contaminazione, della globalizzazione mondiale. Guardate che belle che sono, proprio perché quando la natura si incrocia, ecco che cosa succede. Per cui la dedichiamo questa canzone sia a Eva che ad Astrid. Il pezzo è un pezzo soul che puoi annunciare tu se vuoi. Io magari parto con una basettina così. Sì, e non so. Sunshine, she's gone. Is no one where she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house and home. Anytime she goes away. Wonder this time she's gone. Wonder if she's gonna stay. And no sunshine when she's gone. And this house is and home. Anytime she goes away. And I know, sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Sunshine when she's gone. Isn't warm where she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house and home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Un applauso maestro Salino. Maestro Sabino ne prende troppi, sei tu bravissimo. Non lo chiamo maestro Lino perché se no si offende. L'azione più bella della partita, la sua voce. Avrei preferito sentire lei un'ora e mezza piuttosto che guardare. Ragazzi, io devo assolutamente riabilitare la figura di Bruno Del Bene, il sassofonista, che vi assicuro è 3 anni che suona con me, vi assicuro che acchiappa di brutto, ma e che ha
un solo indirizzo, anche se insomma, abbiamo scherzato un pochettino, ma a lui piace quella cosina lì. Basta dire che acchiappo di brutto troppo, perché sennò poi arriva un messaggio da Martina che... comunque era giusto per riabilitare la figura di Bruno Del Bene, almeno fino ad oggi. Sì, poi non si sa. Poi quando è via da solo la sera non si sa. Non si sa. Gemma. Sì, volevo dire, innanzitutto la cantante è bravissima. Veronica. Veronica, dipingiti i capelli di nero, perché io non stavo guardando te, stavo vedendo i messaggi e ho detto, ma che è? Una voce da nera questa? Che ha proprio la voce da... Allora, noi i capelli, la pelle... La pelle e anche i capelli. Devi perché... fare come Obama, abbronzarti un po'. Sì, quando... Guarda, ti dico, in realtà d'estate divento nera, ma perché ho la pelle da molisana, quindi adesso non si vede, però... Ragazzi, però lei è la pelle da molisana. No. Che è come la pasta? Scherza. Come la pasta, si cucina, no? Si cucina, no? Poi volevo salutare Daniel che dice: hai visto GP che alla fine il Milan ha rifilato 2 golletti, però poi dice: perdonami, ma il Milan è una fefe. Ah, e non riuscivo a capire che cosa volevo. La fede calcistica, no? Sì, ma c'è scritto fefe e quindi sì, ma non riuscivo a capire a che parola collegare. Comunque l'ex direttore del TG4, sì. E poi dice: un saluto a Leonora Mazzarri. Sì. E un altro messaggio che è arrivato, un attimo che lo trovo al volo. Allora, Monica, mentre tu sei a divertirti, noi abbiamo completato il lavoro sulle pedane, sei contenta? Abbiamo in diretta anche i lavori al bottegone, no? Bellissimo. Allora, poi abbiamo avuto un pomeriggio particolarmente... Nel frattempo, Edi, com'è sempre il solito schifo a Milano? Ormai la partita è decisa, no? Non c'è più niente, c'è un cambio adesso. Esce Guilherme e entra... Cioè, a 5 dalla fine... Entra Geco, no, è l'attaccante spagnolo, centravanti. Evangelista? No, Geco. Geio. Che ha sentito, l'oggetto sconosciuto? Sì. È collegato con l'altra domenica, la panchina. Via telefono. 6 minuti... Più recupero. Sì, cioè che non diranno praticamente niente perché non vediamo l'Udinese in grado di recuperare 2 gol soprattutto. Vabbè, va così purtroppo. Sono tante domeniche, no, che siamo un po' delusi qua quando vediamo l'Udinese. Forse è meglio fare una puntata che l'Udinese non gioca, siamo in diretta. Eppure, nonostante questo, la classifica è sempre buona. Ma perché dietro sono tanto scarsi? Indice del livello medio del campionato che è molto sceso. E l'Udinese ha fatto i suoi punti, secondo me, grazie a un grande portiere e grazie a certe magie di Natale. Perché come squadra sta evidenziando ben poca consistenza. Vediamo se riescono a combinare qualcosa. No. Anche sotto il profilo atletico. Sì, sono calati molto. È stata sovrastata dal Milan anche dal punto di vista atletico, che poi è un Milan reduce appunto da un mese e mezzo senza vittorie, perciò non era un Milan trascendentale, ecco, la partita si poteva fare. Anche oggi non è proprio stato proprio un Milan, che sui canoni stagionali. Insomma. Allora, è venuta a trovare oggi anche Laura che a parte essere una bellissima ragazza, Laura Pizzato ha scelto una via particolare, no? Cioè, sì. Tu hai deciso di fare cosa nella vita? Ma al momento faccio la docente, ma in realtà faccio anche cortometraggi, e in particolare corti animati illustrati. Sì. Ho avuto delle segnalazioni. Sì, non della polizia o della Digos, perché no, siccome io le ho avute, voglio dire che non c'entra, ci siamo conosciuti oggi. No, non di quel tipo. E in particolare al Tehran Short Film Festival, tra i migliori cortometraggi internazionali nell'ambito mondiale, insomma. Ecco, e come hai cominciato questa, a parte la passione che penso che ce l'hai, te la porti da quando sei ragazzina, sì, no? Sì. Chiaro. Ho cominciato, diciamo, con la missione Alisia di Urbino, che è una scuola di elite di grafica, e da lì poi ho conosciuto vari personaggi, tra cui Gianluigi Toccafondo, che mi ha ispirato nel mondo dei cortometraggi e nel mondo dell'animazione. E quanto difficile è trovare nel tuo settore uno sbocco che ti dia la possibilità anche di vivere con quello che ti piace fare? No. Diciamo che per lo più bisogna, sto pensando a quello che diceva il signore, prima bisogna avere quel fuoco, quella continua passione che ti porta a non fermarti ma a fare continuamente concorsi, partecipare continuamente a bandi, insomma, altrimenti sì.
ci si può fermare a un certo punto volendo. Poi volevo farti una domanda. Prego, certo, devi. Volevo chiederti, la concorrenza in questo settore è molto ampia, immagino, perché ultimamente so che si sta diffondendo molto comunque dei corsi di grafica, dei multi-network marketing, cose di questo tipo. Cioè, tu noti questa rivalità, diciamo, nel settore, oppure pensi che di avere una strada, diciamo, libera? Ma diciamo che è un po' come il calcio, bisogna vedere a quale livello si vuole competere. A livello amatoriale, se uno vuole improvvisarsi grafico può farlo, se uno vuole farlo a livello professionale il discorso è tutt'altro. Okay. Diciamo che noi all'Alta Domenica siamo più orientati verso i lungometraggi, perché noi abbiamo avuto esperienze diverse, conoscendo Corona, cioè conoscendo insomma alcune personalità. Era una battuta, sì. era una stronzata. Vabbè, ma ci sta. Raccontaci, allora, noi abbiamo un tuo prodotto qua, no? Sì. Raccontaci, e poi lo vediamo naturalmente, raccontaci la storia di questo che stiamo per vedere. Sì, allora la storia di questo prodotto è molto semplice, nasce da 5 tavole, 5 disegni, che poi concordato con il caro Gianluigi abbiamo deciso di farne un cortometraggio da 2 minuti, che per me significano 950 immagini circa. E quindi quante ore di lavoro? Ma sono abbastanza veloce, dai 2 mesi e mezzo, 3 di lavoro. Ma abbastanza veloce, 2 mesi e mezzo, benissimo. Sì, sono abbastanza veloce per la quantità di immagini, insomma. È un 3 minuti a disegno per me. E prendendomi ispirazione da una serie di film cinesi e giapponesi prodotti negli ultimi anni, circa 12, che mi sono guardata tutti, per poi basarmi su quella che era la mia storia, che era una prima leggenda di Cenerentola. Ho avuto una prima segnalazione a Filmmakers a Chiostro a Pordenone l'anno scorso e varie segnalazioni internazionali e poi questa di Teheran a ottobre. E basta. E quindi adesso come si intitola questo cortometraggio? Lo presenti tu? Il cortometraggio è Yexiane, la versione è una delle prime leggende che nasce di Cenerentola. Bene, prego regia. Quando l'ho visto, no? Che mi ha portato Bruno, la prima cosa che gli ho detto, ma quanto è stata a fare tutti quei disegni, l'animazione di quei disegni
È una cosa pazzesca, infatti adesso c'è Ma da raccontato. specificare che lei ha detto che in 3 minuti fa un disegno, quindi vuol dire che è veramente bravissima. I disegni sono a mano libera, no a computer? No, non sono assolutamente a computer, sono tutti a... I disegni sono tutti a mano libera? Sì, a pastello ad olio, sì, Ecco, tutti. Ogni disegno è un quadro. Ogni disegno è un quadro. Ogni disegno è un quadro. Anche Lo perché prendi uno a sé ti dirò, stato, è un Gipi, quadro. io che la conosco da una vita perché essendo mia cugina. Siete cugini, chiaro, ovvio. sono il nipote più vecchio, le ho viste crescere e sia lei che sua sorella sono due artiste. Io mi chiedo che cosa succeda alla nascita dei soggetti come me e Gipi che non potremo mai toccare queste punte artistiche. No, beh, io poi per il disegno sono assolutamente negato. Ma anche per altre cose, cioè voglio dire, io e te siamo proprio una Frattempo roba, l'Udinese cioè, rischia il terzo. È veramente bellissimo, bellissimo. GP, scusa, mi è arrivato un messaggio proprio per lei. Dice: grande stima per la cortometragista, accolto nel segno in merito alla professionalità. Oggi tutti si improvvisano grafici solo perché utilizzano un software per modificare foto e immagini con opzioni già impostate. E invece appunto... infatti, è veramente bello, veramente bello. Ancora un applauso a Laura perché voleva fare veramente una trasmissione. A Udine è finita? A Milano. Sì, scusatemi, a Milano. Dopo tutto quello schifo che abbiamo visto per 90 minuti, ho visto una cosa bella in televisione, mi sono confuso. No? Io avevo preparato anche un brano per la sconfitta dell'Udinese. No, anche no, per cortesia. No, perché no, un brano su Laura sì, ma sulla sconfitta dell'Udinese no. Un brano di una cantante maledetta. No, Mia Martini che si è già spenta una luce, per cortesia. Non è una cantante maledetta inglese. Io ho proprio pensato, cioè questo brano cambierà le sorti dell'Udinese da oggi in poi. Speriamo, anche perché il titolo in realtà tradotto è Torno in lutto, quindi speriamo che in realtà se volete ascoltarla ma da un talento all'altro c'è Marta però anche. Infatti è un brano cantato da Marta. Aspetta che deve chiedere qualcosa alla Eva, credo, a Marta. Eva. Il numero di telefono, non lo so, vogliono uscire insieme perché c'è il virus, no oramai, quello sai quella roba in realtà strana. questo il numero di telefono interessa a lui, in realtà. Sì, questo è vero. Manda avanti, Questa hai ragione, ti avevo già mandato via SMS sono più durante la uomini di una pubblicità. volta. Sì, volevo chiedervi quanto tempo dedicate, diciamo, ad allenarvi con la voce, perché immagino ci sia un lavoro molto, tu al conservatorio poi, molto arduo dietro, cioè quante ore al giorno dedichi a questo e poi il lavoro te lo porti anche a casa, cioè come funziona? Sì, beh, comunque devi, insomma, tutti i giorni comunque almeno un po', comunque bisogna allenarsi, poi, perché poi ci sono tante cose. Ma voi suonate anche uno strumento? Io purtroppo no, ancora. Loro si portano a casa il maestro, come dicevo, esatto, ma soprattutto nelle ore notturne. No, nelle ore notturne di solito. No, tu cosa fai? Nelle ore notturne di solito è il maestro che vi accompagna a casa, ma perché? Perché siamo a fare le serate e ci porta a casa. No, perché poi bisogna specificare che c'è poi la dieta, no? Gli esercizi di respirazione, varie cose che... Addirittura? Sì, si pensa cantare cosa vuoi che sia, ma poi non puoi bere questo, non puoi mangiare quello, se devi cantare devi stare attento a questo. No, vai in pensione, tu sei l'opposto. Ovviamente Sabino, questo non vale per lui perché lui invece va avanti di rum anche ma lui. lo vedi come Molisana, perché fai di qua, fai di là, poi vai allora, giù. Cosa ci cantate, perché se no dopo non riusciamo a dar spazio alle ultime cose. Prego. Una canzone di Amy Winehouse. Il tempo non è questo, allora lo facciamo manuale. Safe back, me and
Strettissimi, non accennino. Stiamo strettissimi. Stiamo strettissimi. E speriamo porti fortuna. Speriamo, ma qua sì, vorrebbe qualcos'altro per portare fortuna, qualcosa credo. cambia, dai. I finali della Serie A. Allora, Milan-Udinese 2-0, segno schedina 1 per il gioco da casa. Poi l'altro risultato a Cagliari, Fiorentina batte Cagliari 4-0, dunque segno schedina 2 per i nostri telespettatori. Poi Cesena-Genoa 0-3, Empoli-Atalanta 0-0, Palermo batte Parma 2-1, alle 18 il derby di Torino, Juventus-Torino, poi Roma-Inter posticipo, chiude il programma domani sera Sampdoria-Napoli. Per chiudere in bellezza io chiuderei appunto con una bellezza a Street Carlos, vedendo le sue foto magari poi ci fai anche uno stacchetto, no? Una sfilatina, visto che è Miss Cinema. È Miss Cinema, Miss Cinema. Com'è che sei Miss Cinema? Raccontaci. Ho fatto delle selezioni per candidarmi a Miss Italia e ho vinto il titolo di Miss Cinema. Miss Cinema, che è una fascia un po' prima di Miss Italia Friuli Venezia Giulia, no? Sì. Ecco. Ma senti, ma com'è che hai partecipato? Perché ti piace fare sfilate, fare la moda, oppure così ti hanno visto, ti hanno detto partecipa? No, più che altro è la mia famiglia che mi manda avanti, mi dice di andare a sfilare, di fare questi tipi di cose che secondo loro, secondo me comunque ho le doti, diciamo, per poter emergere. Sì. Ecco, hai fatto nella vita fondamentalmente cosa fai? Fai solo questo? Studi, lavori? No, per adesso sto cercando lavoro, non studio Attenzione, più. amici a casa, Astrid sta cercando. Adesso io dico, no? Anche ai nostri amici un po' più maturi come sono io, ovvero sia ad Alberto e al presidente, ma come fa una ragazza così a non trovare lavoro? Cioè? Perché, ok, professionalità, ma sappiamo che ci vuole la bellezza, o sbaglio? Ma nel basket, negli spogliatoi potrebbe servire, no? Ma se torniamo il giocatore, l'altezza l'avrebbe, non il fai fisico sport, l'avrebbe. No, facevo. Ho fatto pallavolo e atletica. Pallavolo, certo, giustamente. E allora, Tu hai origine cubane? No, Congo e Angola. Ah, di africana, sì. Congo Angola. E com'è stato diventare Miss Cinema? Poi sei andata anche giù a Jesolo al finale, sì. E là com'era? Un bel casino. C'erano 190 ragazze. Che delirio. Da tutta l'Italia erano. Il suo sogno. Ma dove eravamo? Per l'amor di Dio! Ma dove eravamo noi? Ascolta, ma già quando sono 5 o 6, penso che è un pulliner 190 ragazze, ti rendi conto? Cioè, è un delirio. Momento 190 utopico. così. Gippi ha raggiunto il Nirvana. Il mezzo 120. Ma poi sei sempre lì, hai sempre sentito la storia, su 190 e tu senti così. Sì. Basta. Quindi certo. è meglio. Secondo me lui non ci arriva, ci sviene prima. Esatto. Sì, e in effetti anche questo è vero. Allora, prima di chiudere, abbiamo delle date con gli amici dell'antico Caffè Bottegon da ricordare. Certo, vero? il mese di dicembre è molto pieno l'antico Caffè Bottegon, il Sì. 3, il 10, 17 latino. Cosa significa che ci sono Balli lezioni di latini, latino? Ah no, DJ perché che pensavo ci suona fosse la latino, professoressa che latinoamericano, si no. parla un po' di latino. No? Il 6 il karaoke, il 13 la sfilata natalizia, Sì. sfilata di moda con intimo natalizio, in più Attenzione, Eva Cristaldo. Andiamo al 13 a San Vito? Nel pomeriggio del 13, che è il giorno di Santa Lucia, il Bottegon dona a ogni bimbo residente di San Vito un dono portato da Santa Lucia. Il 21 abbiamo il gospel dalle 16:30, il 31 festa di fine anno. Ma di quello comunque ne parliamo nelle prossime domeniche qui con voi o con quegli altri due suonati di Antonio e Matteo. No, è meglio che stiano a lavorare, che sono così rilassata oggi io. Gemma. Sì, gli ultimi 2 messaggi al volo. Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione, a parte il presentatore, firmato Giovanni il Mitch. E poi Grazie Giovanni, gentilissimo. E vorrei sapere i risultati dell'Alto Vicentino e del Padova, finali Serie D, grazie. Ecco, allora ricapitoliamo perché ci sono stati, purtroppo noi siamo aggiornati tramite un sito web che ogni tanto aggiorna in ritardo. Allora velocissimamente vi do i finali. Alto Vicentino Belluno 2-1, non 1-1 come avevo erroneamente detto. Dro Triestina 1-1, Crassere Pen Giorgione 1-2. La Fenadora Unione Arzignano 3-2, Legnago Clodiense 1-2, Montebelluno a Mezzo Corona 2-0, Sacilese Bianco Scudati Padova 1-0, Tamai Mori Sottostefano 3-0, Union Pro Fontana Fredda 2-1. Per quanto riguarda invece l'eccellenza sono confermati quelli dati poco fa. Io direi che vorrei fare un applauso a Eva Cristaldo perché
Lei effettivamente è la 12ª ragazza che ha partecipato a questo concorso. Contrariamente al solito, noi facciamo dare i voti al pubblico, eccetera, eccetera. Non l'abbiamo fatto perché sia me stesso, sia Omar Costantini, sia dalla regia, sia da casa hanno detto lasciamo stare di dare i voti alla Eva, perché insomma sei stata veramente brava e carina. Grazie. Vi ricordo che la Eva la potete trovare anche questo pomeriggio, a orario aperitivo in poi. Bravissimo, al Morenita, ecco. in Corte Smeralda, quindi qua vicini, Esatto. per fare l'aperolè, dove appunto abbiamo il buffet, l'aperitivo, con altre ragazze latine. Quindi se volete passare noi saremo là ad accogliervi col sorriso, insomma. Ma sono belle come te? Sono tutte belle. Ma come te, dai. Anche più di me. Anche più di te. Saremo là. Vabbè. Ecco. Allora invece con tutta questa banda di matti noi ci vediamo Costantini domenica prossima, se Dio vorrà ovviamente, perché magari... Ascolta, ma non dovevano nominarci ministri a me a te? Niente ancora. Non ancora perché è caduta la linea col Quirinale, infatti io prima... Allora, prova a sentire per cortesia. 2 secondi, io stavo chiamando Gagliani sul gol, mi ha risposto Berlusconi e mi ha passato Renzi. E poi non si sentito. È sparita la linea. Va bene, allora l'appuntamento con noi è per domenica prossima, ore 14, l'altra domenica il tuo sport in poltrona. Noi tutti vi auguriamo una splendida settimana e soprattutto che finalmente la vostra squadra del cuore, se non ha vinto, che vinca domenica prossima. Ciao a tutti, grazie, ciao ciao.